anche questa mattina vi ho svegliato bene, è il mese del Natale, ormai il Natale si avvicina sempre di più. Io veramente devo dire che sono un po' amareggiata perché continuo a vedere esempi di cattivi ragazzi, di cattivi esempi, e sempre cattivi esempi, quando invece abbiamo degli esempi bellissimi ma non riescono ad avere visibilità, non c'è niente da fare. Non riescono ad avere visibilità, pochissima, oppure, come dice Mirella sempre, voi lo sapete, devi fare parte dei cerchi magici, allora trovi lo spazio e la visibilità, perché sei figlio di, nipote di, parente di. Invece ci sono anche altri esempi di ragazzi che ce la mettono tutta, che veramente il rispetto del prossimo, l'integrazione, no, non va mica bene, no, perché non può essere visto l'esempio positivo, bisogna sempre parlare di negatività. Io invece questa mattina vorrei parlare invece di positività e ringrazio veramente il sindaco di Chiarano, Stefano De Pieri, di essere con noi. Grazie sindaco. Saluto anche il dottor Giuseppe Losego, presidente Ordine Farmacisti di Treviso, grazie. E saluto anche, se è collegata, la vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, la dottoressa Jessica Spader. Eccola qua, che giovane, che bello vedere una figura giovane su un posto così delicato. Ma dottoressa, parto proprio da lei, ma cosa sta succedendo sul sociale? Perché io sono convinta che se unissimo le forze veramente, quelli che hanno la voglia di lottare, di fare, che credono nel prossimo, nel rispetto, il sociale vivrebbe molto meglio. Il problema è che siamo tanto divisi, dottoressa, ognuno col proprio orticello. Una volta che ho fatto quello, guai a metterci assieme. Ecco, ma la divisione non porta a niente. Dobbiamo unire le forze per aiutare anche voi che fate anche tanta fatica a far capire che avrete bisogno magari di più risorse, di più figure, ma anche molto preparate. Cosa mi dice, dottoressa Spader? E grazie per l'invito di questa mattina, grazie anche per il complimento rispetto alla giovane età, però insomma, è più di qualche anno ormai, insomma, ecco che che lavoro come assistente sociale. Beh, posso dire solo che il suo incipit è una grande risorsa, una grande anche stimolo per noi, nel senso che sì, le risorse ci sono risorse positive, anche nel mondo dei ragazzi e del volontariato e del terzo settore ci sono tante competenze. Sicuramente le risorse per il sociale ci sono, vanno utilizzate bene, vanno anche valorizzate, e va valorizzato quello che di buono c'è. Ecco, spesso, come diceva, si tende a portare alla ribalta delle notizie negative rispetto al contesto sociale. Invece sappiamo che la società è costituita anche e soprattutto di gente che si impegna, di comunità che si muovono verso lo sviluppo, verso anche una solidarietà e una sussidiarietà che al servizio sociale serve, perché non solo le risorse professionali possono rispondere a tutti i bisogni delle persone. Molto chiara, dottoressa, la ringrazio per aver capito qual è il mio proprio cercare di accelerare con questi servizi sociali, anche perché, dottoressa, non è possibile che chiudiamo il venerdì pomeriggio e fino a lunedì non si trova niente. Ecco, io penso che il sociale ci sia bisogno anche il sabato e la domenica, anzi sono i casi delle volte più estremi che non sanno dove bussare, a chi rivolgersi. Ma sa qual è il dramma, dottoressa? Glielo dico, vedremo se lei riuscirà anche con i suoi collaboratori. Io ho i medici di famiglia, qui abbiamo anche il dottor Losego che è l'ordine dei farmacisti. Le associazioni di volontariato, siamo più di 700 associazioni di volontariato, i medici di famiglia non hanno l'elenco delle associazioni, in farmacia neppure. Allora io mi sono chiesta, ma come si fa a non avere il numero cioè il telefono delle associazioni di volontariato, in maniera che quando io vado dal medico, sono diversamente giovane, ho patologie, vengo dimesso dall'ospedale e stavo bene là, perché bisogna dire la verità, sono curata, ma il momento è il dopo. Allora io ho bisogno della spesa,
ho bisogno di andare a fare della riabilitazione, non ho nessuno, non ho familiari, abito magari su un condominio dove non c'è l'ascensore. Ma cosa faccio? A chi mi rivolgo? Glielo dico, dottoressa, perché è capitato proprio pochi giorni fa un fatto di 2 persone diversamente giovani, lei poi è ammalata oncologica, col marito che è stato dimesso dall'ospedale e doveva fare riabilitazione. Allora nessuno gli ha detto come ci si doveva comportare e cosa bisognava fare. Però io sono convinta che non sono loro che devono fare questo, c'è qualcun altro che deve preparare le carte nel momento che viene dimessa questa persona, in maniera che anche questo medico di famiglia o chi per esso, o l'assistente sociale, sa cosa dire a questi giovani. Beh, alla fine mi sono trovata il venerdì con sta patata bollente, lui doveva fare riabilitazione il lunedì, ho chiamato tutte le Croce Rosse, glielo dico tranquillamente, erano occupate, che giustamente non è, che possono andare dappertutto, anche i mezzi che hanno i volontari sono quelli, con il cerino che l'assistente sociale continuava a passare, è colpa di questi 2 signori che non hanno capito. Allora mi sono arrabbiata. No, dottoressa, mi sono proprio, ho detto, o voi risolvete il problema, o voi lo risolvete, che lui ha bisogno di questa riabilitazione, non è che la può fare un'altra volta, o io faccio diventare un caso a livello nazionale, perché non è possibile, con tutto quello che paghiamo, con quello che sappiamo, che si passi il pallino a questi poveri cristi che non sanno neppure chi è il nome dell'assistente sociale, perché gliel'ho chiesto, ho dovuto trovarmelo, per fortuna sono riuscita a trovarla. Ma si può, dottoressa? Ma perché non chiami il mondo del volontariato? Abbiamo pulmini, abbiamo volontari, abbiamo professionisti, ma si può nel 2025 chiamare Mirella perché non sanno più a chi rivolgersi, non sanno dove andare e poi vanno in stato confusionale, lei lo sa, penso che succede questo, poveretti, non sanno adoperare questi strumenti, non è facile accompagnare diversamente i giovani. Mi scusi se mi allungo, ma volevo che lei lo sapesse, perché no, basta trovare gente morta a casa, dottoressa, per carità ci sarà anche, lo dico anche al sindaco, per carità delle volte posso, ma non possiamo trovare anche un'altra donna che si è suicidata e l'hanno trovata sul fiume, adesso io non so cosa. Ma dottoressa, bisogna veramente che uniamo le forze, se no non arriveremo mai ad aiutare queste persone. Cosa mi dice? Allora, lei tocca 2 argomenti importantissimi. Il primo è quello dell'integrazione sociosanitaria e proprio delle dimissioni protette, delle dimissioni coordinate tra le aziende ospedaliere e i servizi sociali rispetto anche a un avanzamento dell'età, perché noi sappiamo che demograficamente stiamo andando in maniera repentina, verso un invecchiamento della popolazione in maniera consistente, cioè con dei dati veramente preoccupanti. L'integrazione sociosanitaria e le dimissioni protette fanno parte di quei livelli essenziali di prestazione sociale che il Ministero delle Politiche Sociali ha inserito come livelli essenziali, ed è questo a cui si deve attendere, nel senso che non ci dovrebbero più essere situazioni nelle quali le persone non sanno a chi rivolgersi e che cosa fare, e anche mettere in rete tutta una serie di risposte che il terzo settore del volontariato già dà, nel senso che nel tempo si è strutturato per poter rispondere a questi bisogni. Servono sicuramente risorse e anche una volontà rispetto all'integrazione. Bisogna lavorare rispetto proprio a questa parte di sociale sanitario in maniera tale che le dimissioni, e lei mi racconta proprio di una dimissione avvenuta il venerdì e con probabilmente i servizi chiusi di venerdì, possa superare questa logica della chiusura dei servizi e possa rispondere ai cittadini in maniera completa e costante, perché le difficoltà di accedere alle informazioni è la prima cosa che crea diseguaglianza sociale, soprattutto rispetto alle generazioni appunto più anziane, perché spesso le informazioni passano attraverso dei canali e anche a volte, devo dire, si fa fatica, bisogna essere particolarmente competenti per trovare le informazioni corrette, e questo appunto crea
diseguaglianza e crea disservizio. È un obiettivo probabilmente che anche per come me lo sta raccontando facciamo ancora fatica a raggiungere, ma è un obiettivo che insieme agli amministratori locali e alle aziende ospedaliere dobbiamo assolutamente avere come prossimo obiettivo, perché sono le nuove, i nuovi bisogni, ecco, della popolazione. Speriamo, gliel'ho raccontato perché non è solo questo caso, poi ne ho un altro da raccontare, anzi vorrei che lei, se riesce, prenda in mano la situazione, perché c'è una persona che sta morendo giovane, con solo la moglie che lo accudisce, con problemi familiari non da poco in famiglia con i figli, completamente isolata, non arriva nessuno. Allora lei capisce che quando mi chiamano io li sto seguendo, ma posso fare quello che posso, non sono familiare, dottoressa, non è che io posso aiutare questa donna che veramente non ce la fa più, sta crollando, poi sono 4 mesi che sta reggendo da sola questa situazione. Sindaco, come facciamo? Perché bisogna anche avere la sensibilità del sindaco, ma qualcuno dice ma ne abbiamo tanti, non possiamo fare quello che volete voi, non siamo nel pezzo, non possiamo, ma questa donna lasciata completamente sola, cosa diciamo? Con 2 ragazzi con problemi, perfetto, e allora cosa facciamo? Come la dottoressa sa, dobbiamo diversificare le grandi realtà cittadine con i piccoli comuni. Tante volte si dice che il piccolo comune è inefficiente, aumenta le spese, però nel piccolo si sta bene, nel senso che non solo si sta bene, ma c'è ancora quel senso di comunità, quella vicinanza, quel contatto diretto per cui quando c'è la volontà anche del sindaco, perché come forse le avevo già detto, io quando sono diventato sindaco avevo un assistente sociale, poi in cooperativa a 18 ore e mi sono portato all'interno della mia amministrazione l'assistente sociale, quindi come dipendente, sono arrivato fino a 33 ore, quindi questa è anche volontà politica, amministrativa, certo, e non soltanto se ci sono i soldi o non ci sono i soldi, perché per tante cose i soldi ci sono sempre, per altre non ci sono mai. Perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea sindaco, ma poi riprenderemo. Maurizio da Conselve. Caduta la linea, prego sindaco. Sì. E quindi nel piccolo anche l'assistente sociale e gruppi di volontari, tante volte anche singoli cittadini, riesce a fare la differenza. Quello che invece adesso, tra virgolette, ho paura per il futuro è questo cambiamento nel sociale, questa creazione ambiti territoriali, questa dopo sentiremo la dottoressa, che forse se da un lato saranno positivi o sono positivi perché arriveranno nuovi contributi, si intercetteranno quelli dell'Unione Europea, dall'altro forse c'è uno scardinamento di quello che era la realtà locale e il contatto diretto con le singole assistenti sociali e il territorio. Dottor Losego, lei invece ha a che fare con una popolazione che vuole sempre di più essere informata, che non capisce, che è in stato confusionale. Adesso ci mancano i vaccini, lei sa di cosa sto parlando, perché anche questa mattina, ecco, se voi leggete, ecco, e poi sentirete anche dai telegiornali, c'è il problema dei vaccini nelle farmacie. Una farmacia che ha messo un vaccino, adesso sentiremo il dottor Losego che se ne intende molto bene cosa è successo, perché mi sembra che sia una notizia del giorno con questo vaccino anti-influenzali in farmacia. Prego, dottore. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Mirella. Beh, è molto semplice, una farmacia della provincia di Treviso ha messo sul banco dei prodotti omeopatici con la scritta vaccino influenzale 2025-2026. Sui giornali è venuta immediatamente una segnalazione che è pervenuta all'ordine di Treviso dei farmacisti, per il quale l'ordine è immediatamente intervenuto, non tanto perché fosse una cosa di una gravità particolare, quanto perché mi sono permesso di definire quel cartello improprio per fare della chiarezza, in un momento come questo, in cui abbiamo 200 ricoverati nell'ospedale di Treviso a causa dell'influenza e delle conseguenze dell'aggravamento di patologie causate dall'influenza, in un momento in cui tutta l'Italia preme, tutte le ASL
i medici di base, i farmacisti premono affinché ci si vaccini proprio per prevenire queste complicanze, mettere un prodotto omeopatico con un cartello che indica vaccino contro l'influenza è effettivamente una cosa impropria. Definiamola impropria perché da persone di scienza e coscienza medica come siamo noi, i medici e gli addetti ai lavori, sappiamo benissimo che l'omeopatia è riconosciuta come una cura naturale, come una cura, è accettata anche dall'AIFA, dall'Agenzia Generale del Farmaco, però non è assolutamente paragonabile a un farmaco e all'efficacia che può avere un farmaco. L'omeopatia ha una sua configurazione, una sua filosofia, come ce n'hanno altre medicine tradizionali, come la medicina ayurvedica, medicina indiana, come moltissime altre terapie naturali sulle quali si può essere tolleranti, non discutere e lasciare che ognuno faccia le sue scelte, però la medicina classica, tradizionale, farmaceutica, riconosciuta e certificata è solo una, per cui non si può indurre la popolazione a commettere degli errori, perché un cartello del genere può essere fuorviante e indicare una cosa che invece non lo è. Per precisione, dopo l'intervento dell'ordine, il farmacista ha subito rimosso dal banco il prodotto e il cartello indicante la fuorviante comunicazione. E per fortuna che qualcuno si è accorto ed è stato evidenziato. Un'altra domanda, dottor Orlosego, è: quando si deve fare il vaccino? Adesso si è ancora in tempo, perché sono le telefonate che mi arrivano, dottore, l'ho invitata apposta. E quando è gratuito anche in farmacia? Perché ha chiamato la scorsa settimana un signore dicendo: il mio medico non ha il vaccino, il mio medico di base, sono andato in farmacia ma lo devo pagare, io non voglio pagarlo. Com'è la situazione? Perché tutti parlano, magari c'è confusione, però in giro, dottor Orlosego, prego. Sì, allora facciamo un po' di chiarezza. Dagli ultimi 5 anni la farmacia, anche per i vaccini, è diventata un presidio della ASL, oltre che per le vaccinazioni per il Covid, anche per il vaccino anti-influenzale noi siamo come dal medico di base o come in un presidio dell'ULSS o come all'ULSS, nel senso che uno viene con si prenota il giorno della vaccinazione, viene con la tessera sanitaria e ha diritto, a seconda dell'età, come fosse dal medico di base o come fosse all'ASL, ha diritto gratuitamente ad avere la somministrazione del vaccino. Questo è già partito da un paio di mesi, questa operazione di vaccinazione. Oggi come oggi, per cui diciamo che andare dal medico di base, andare all'ASL o venire in farmacia è la stessa identica cosa, il vaccino è lo stesso e non c'è nessun sovrapprezzo da pagare se rientra nell'età. Ecco, qual è l'età allora che si rientra per avere il vaccino gratuito? Ma guardi, mi coglie impreparato perché se ne occupano i miei farmacisti. Sopra i 60 anni il vaccino mi pare sia gratuito, completamente gratuito. Ecco, c'è da dire che in parallelo le farmacie hanno anche il vaccino, lo stesso vaccino, per chi non vuole passare attraverso l'ASL, su ricetta medica il paziente può venire ad acquistarsi il vaccino e farselo poi fare da chi di competenza, non in farmacia, ma dal proprio medico, può farselo fare da un infermiere o da chi ritiene di farselo, però può comprarlo il vaccino. Allora c'è la linea ufficiale che va registrato nel fascicolo dell'ASL del paziente, per cui la vaccinazione risulta registrata come tutte le altre vaccinazioni, e c'è la possibilità anche di acquistare il vaccino e farselo poi per conto proprio. Vede, dottor Orlosego, anche lei ha detto una cosa importante. Mirella non lo so l'età, però l'età è fondamentale, perché se io arrivo in farmacia, ecco, e non so, cioè io prendo il vaccino e magari lo pago e magari è gratuito perché nessuno mi ha detto niente. Chi è che deve dare questa informazione? È il medico di famiglia? Ma se io vado direttamente...
No, ma i medici di famiglia, le farmacie lo sanno, lo comunicano. Al momento in cui lei si presenta con la tessera, lei sa già se deve pagare o non deve Ecco, pagare. avete capito? Adesso è stato chiarissimo, sopra perché i 60 guarda, anni dottor Losico, lei non crede, bisogna essere chiari di più, perché c'è una confusione in giro terribile, soprattutto se c'è anche quel farmacista che la alimenta la confusione, andiamo proprio a spasso nel vero senso della parola in questo momento. Allora, Sindaco, cosa vuole dire? Perché voi siete i responsabili della salute dei cittadini, l'unico punto di riferimento siete voi, ecco, tanti acciacchi, tanti problemi, però regna la confusione, non c'è niente da fare. Ma è possibile che non si riesca ad arrivare a queste persone che hanno bisogno, nel senso, loro adoperano il cartaceo perché questi maledetti agenti non li sanno adoperare, vogliamo dirlo chiaro e tondo, che al massimo ricevono la telefonata o fanno la telefonata al figlio perché il numero è già scritto. O cambiano canale. Ecco, allora cosa dobbiamo fare per arrivare a queste persone e far capire nel tuo paese c'è questo, se hai bisogno c'è questa associazione. Ecco, siamo aperti dall'AL per... Cioè non c'è niente in giro, Sindaco, non c'è niente. Tanto è vero che il sindaco di Ponzano, che è venuto qui ospite, quando gli ho detto di questa cosa, ho detto guardate che non funziona così, non va bene, ho detto fate un censimento, chi sono gli anziani che abbiamo, i diversamente giovani, come li chiamo io, le fragilità nel territorio, come posso aiutarle? E poi vorrei sentire anche la dottoressa, perché non è questa persona che deve arrivare ai servizi sociali o dal sindaco, sono gli assessorati, gli strumenti che abbiamo, i servizi che devono arrivare da queste persone. Lo sa che ha fatto il censimento, poi è ritornato e ha detto Mirella non avrei mai immaginato, ho trovato delle situazioni veramente precarie, perché i censimenti servono, come vivi, cosa fai, cosa ne dice? Aspettami, abbiamo la telefonata, chi è? Pronto Mirella, sono Eccolo Maurizio. qua Maurizio, scusa ma era caduta la linea prima. Sì, infatti ho visto ho sentito che purtroppo non riuscivo non c'era più niente, non ti sentivo più, allora ho detto vabbè. E comunque ho richiamato, sono riuscito a riprenderla. Allora Mirella, prima dicevi che parlavi dei ragazzi che naturalmente non fanno vedere i ragazzi per bene. Ecco, questo ti do ragione, è vero. Purtroppo anche ieri sera in diverse trasmissioni hanno fatto vedere tutte queste baby gang, tutti questi malesseri che naturalmente c'è in giro, perché naturalmente baby gang, Maranza e compagnia bella che stanno mettendo a soqquadro le città di ogni paese, quelli fanno notizia. Ecco, questi purtroppo siamo sommersi da queste notizie ogni giorno, ecco, di ladri, di rapinatori, di sparatorie e tutta una serie di cose, di circostanze varie. Ecco, pensa a te come le persone, noi persone, come possiamo vivere, come possiamo percepire una cosa, vivere con questi malesseri tutti i giorni. Ma purtroppo queste sono le notizie che naturalmente sentiamo quotidianamente su tutti quanti i telegiornali. Ti ringrazio Maurizio di supportare quello che dico, ti ringrazio veramente per questa telefonata, perché allora ho colpito nel segno, è vero, cioè sono stanchi, basta, non c'è solo quello, è anche un mese bellissimo questo, soprattutto di valori, ma vedremo. Sindaco, prego. Allora le porto sempre l'esempio del mio comune, il mio medico di base, chiamiamo medico condotto come una volta. Ha fatto la campagna di vaccinazione, ovviamente ha chiesto aiuto al sindaco, è stato dato il locale adeguato, ho attivato i volontari della protezione civile, sono state messe fuori le locandine, messo fuori anche, quindi non soltanto sul sito del comune, ovviamente poi anche lui ha fatto le sue comunicazioni in ambulatorio, messo anche sui tabelloni e siamo riusciti a fare una buona campagna vaccinale. Quindi tante volte sì, ripeto, ci vuole un po' di buona volontà. Una cosa che mi permetto di dire è dobbiamo aiutare gli anziani e le persone che hanno bisogno, però dobbiamo creare anche quell'atteggiamento proattivo
che si mettano a pensare di chiedere, dire ma c'è qualcuno che mi aiuta, faccio un colpo di telefono, non occorre che faccia il numero. Ma non sono stati abituati, Sindaco, a chiedere, là il problema. Lo so, però dobbiamo cominciare. Chiedete. No, ma non che è facile, dobbiamo cominciare a creare questa sinergia. Non lo fanno, c'è niente da fare. C'è chi riesce, per carità, perché ce ne sono, anch'io le sentinelle al banco alimentare, sono le persone che vengono, Sindaco. E dico sempre a queste persone, se vedete nel vostro condominio, nel vostro rione qualcuno in difficoltà, segnalatemelo, poi mi arrangio io a trovare la persona, andarla a trovare, però ho bisogno della segnalazione, e se non arriva da nessuno la segnalazione, ecco, e quando riesco, non è mica così semplice aiutarli, no, so. Guardate che si chiudono sempre più in se stessi, veramente mi fanno una pena terribile, Sindaco, e dobbiamo veramente riuscire invece ad arrivare. Cosa ne dice, dottoressa? Ecco, unire le forze, cercare di capire l'importanza invece di fare la squadra per aiutare queste persone grazie al mondo del volontariato, perché se riusciamo, la prego dottoressa, lo dica anche in Regione, adesso ho sentito il nuovo presidente che è molto sensibile, ha detto a questo tema, di capire chi siamo e cosa facciamo, perché hanno fatto talmente un minestrone che siamo tutti dentro, tutti facciamo tutto e alla fine non arriviamo ad aiutare. Se invece si divide e si dice tu cos'hai? I pulmini? Perfetto, allora tu devi fare questo. Tu cosa fai? La borsa della spesa? Perfetto, allora fai la borsa della spesa. Tu cosa fai? Perché ognuno ha un ruolo, non possiamo fare tutto. È là il grande problema, perché adesso tutti fanno tutto. La borsa della spesa, l'accompagnamento e dopo troviamo. Non è il caso di dividere, dottoressa, di vedere chi fa cosa e cercare di aiutare queste persone che sono sempre di più, che non hanno la possibilità di chiedere o di essere aiutati? Certo, ottimizzare le risorse dovrebbe essere l'obiettivo sia degli amministratori ma anche del servizio sociale, nel senso che dividere e sapere chi fa che cosa è il modo di agire e di ottimizzare le risorse per non doppiarle e non rischiare che qualcosa invece, qualche servizio rimanga scoperto, quindi dare più possibilità alla cittadinanza. Devo dire che le reti di prossimità, quindi tutta la parte del volontariato e di conoscenze, sono le reti che arrivano alle persone perché sono le reti con cui si costruisce un rapporto di fiducia. Non sempre le istituzioni riescono ad arrivare direttamente al cittadino, ma spesso devono e vogliono e hanno bisogno delle reti di prossimità, perché come diceva lei prima, il rischio è che ci si chiuda e che le persone non chiedano, ma in particolare mi viene da dire che nella nostra regione anche il senso di autonomia, di volercela fare è una caratteristica importante che non permette di andare a chiedere, ecco, a richiedere, perché anche con un senso in qualche modo a volte di essere di non averne diritto, di in qualche maniera insomma di sentirsi di chiedere troppo. Penso che questo possa essere debba continuare ad essere un lavoro che il servizio e che le amministrazioni fanno. Lei diceva prima rispetto al censimento degli anziani, ecco, gli enti locali, le amministrazioni dovrebbero e devono avere un registro legato alle vulnerabilità, alle fragilità. Questo permette di avere sotto osservazione anche questo, significa però lavorare bene nel territorio ed essere presenti, avere in mente quali sono i soggetti fragili e vulnerabili di quel territorio in maniera tale da poterli raggiungere in caso di appunto bisogno. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere alla Presidente cosa ne pensa dopo 5 visite di invalidità, le ultime 2 dichiarato l'invalidità 100% senza accompagnatoria. Allora mi dico, cosa mi serve a me quel 100% se non mi dai niente? Io se devo
devo accudire mio marito 24 ore su 24, dichiarato da una visita geriatrica. Allora, cosa conta questo? Io mi sto battendo e adesso sto ripresentando la domanda di aggravamento, che sarebbe la sesta. Non so cosa devo fare. Bisogna che vivano insieme alla persona che viene accudita e allora dopo si può valutare. Lo so, siamo in tanti, però quelli che si rimettono, io invalidità anch'io, sono stata operata un tumore al seno nel 24, devo accudire mio marito, ma ha dei figli, ma i figli hanno la sua famiglia, hanno il suo lavoro. Ma queste cose non dovrebbero succedere. E anche quando si va a fare l'invalidità, insomma, anche vedere queste persone che non rispondono alle domande, valutare più chiaramente e non mandarci indietro, avanti indietro, che dobbiamo rivolgersi al CAF per fare la domanda. E queste cose sono successe perché sono successe tante furbizie e allora ci rimettono quelli che veramente hanno bisogno. Grazie, arrivederci e buona giornata e buon Natale a tutti. Cara la mia Nadia, un grande abbraccio Nadia, guardi che è una guerriera che ha telefonato, sa dottoressa, guardi che è una guerriera la Nadia, prego. Sento dal tono che è una guerriera e credo che un aspetto sollecita, ovviamente non posso entrare nel singolo caso perché non sarebbe neanche corretto da parte mia, non conoscendo nulla, però sento una cosa su cui rispondere importante che ha sollecitato la signora in questo momento, che è quello del non far correre la gente in giro avanti e indietro. Penso che questo sia una cosa importante perché soprattutto i caregivers che hanno un carico di cura importante devono riuscire ad ottenere delle risposte e senza appunto migrare da un servizio all'altro, sentirsi dare risposte parcellizzate, perché è importante trovare un luogo di risposte, non solo di accoglienza rispetto al grandissimo peso della cura che si ha verso una persona cara. Ma anche avere la possibilità di ottimizzare appunto e avere una risposta alle domande e alle esigenze dei caregivers che stanno già facendo un lavoro di cura impegnativo che occupa per la maggior parte del tempo la loro vita, nel senso che effettivamente, come diceva la signora prima, quando ci sono delle invalidità così importanti il livello di cura è su 24 ore su 24 e questo effettivamente e poi diamo l'assegno a chi potrebbe veramente pagarsi la prestazione, lo sa come funziona. Ecco, io ho avuto un sindaco, un medico di famiglia che ha detto: io mi vergogno a dare l'assegno a questa persona perché potrebbe veramente farne tanto a meno e darlo a chi ne ha bisogno. E poi a Nadia col 100% di invalidità, malata oncologica anche lei, ha sentito, non diamo niente. Capisci che non può funzionare così, che dovete rivedere un po' tutto. Cioè, qua Giorgia Meloni, vi capisco, sono una di voi, cerca di stare anche nel pezzo, però perché ho capito che c'è un ministro, adesso abbiamo anche un nuovo ministro, un nuovo assessore alla sanità e sono molto felice, ecco, che è il professor Gino Gerosa, che è nel pezzo, che sa di cosa si parla, almeno una volta la poltrona giusta al posto giusto, speriamo, perché non sarà facile neanche per lui con tutta la burocrazia che c'è, perché là l'impedimento grande è la burocrazia che poi ferma quello che potrebbe essere anche l'aiuto. Dottor Losego, prima di andare in pubblicità, però volevo chiederle anche questo: cosa dicono queste persone che vengono in farmacia? Perché io penso che sia come il medico di famiglia ormai la farmacia, un punto di riferimento per chiedere, per sfogarsi, perché io sento, quando che rare volte che vado fortunatamente,
però hanno bisogno di parlare queste persone, di raccontare, e poi si fidano, e poi il tocco, vedo sempre che cercano di prendere la mano del dottore o della dottoressa, il tatto. Prego, dottor Losego. Sì, effettivamente oggi più che mai la farmacia è diventata un presidio veramente sanitario sul territorio. A parte negli ultimi anni si è sviluppata tantissimo anche la collaborazione con i medici di base e con le ASL, per cui facciamo servizi che è cominciato specialmente con le vaccinazioni, che adesso andranno ad estendersi ulteriormente, perché con la nuova finanziaria che è appena passata, dall'inizio del prossimo anno faremo in farmacia, oltre che il vaccino per il Covid, oltre che il vaccino antinfluenzale, faremo il richiamo per la difterite, tetano, quello che si faceva all'ULSS prima, il vaccino contro il papillomavirus, il richiamo per il meningococco, il richiamo per la difterite, il vaccino per l'herpes zoster, cioè tutti quei vaccini per i quali bisognava andare all'ASL, dall'anno prossimo saranno disponibili sotto casa. Mi scusi, dottor Losego, ma allora vuol dire che c'è un incremento, che c'è qualche preoccupazione se si ritorna a fare tutti questi vaccini? No, sono vaccini che vengono dati nella disponibilità delle persone. Per esempio il vaccino contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, è un vaccino facoltativo che però io personalmente ho fatto e che ti mette al riparo, vaccini assolutamente sicuri, senza effetti collaterali, che ti mette al riparo dal prendere l'herpes zoster, che va dal piccolo herpes labiale all'herpes vaginale, al fuoco di Sant'Antonio esteso alla schiena, dolorosissimo e fastidioso, è evitabile con una semplice vaccinazione. Però, dottore, io ho avuto la Giusy, che è una nostra telespettatrice che chiama quasi sempre, la quale ha avuto questo sfogo di Sant'Antonio, parliamo chiaro perché sennò a casa non riescono a capire, che ha detto una cosa tremenda, non avrei mai immaginato, ma io non sapevo, nessuno mi ha detto niente che potevo fare questo vaccino, ma come mai, ma cosa mi è esploso? Prego, anche qua poca informazione, lei lo sta dicendo adesso? Sì, infatti è importante usare tutti i canali. Io mi preoccupo anche di questo, di dare diffusione di questa cosa, e lo faremo anche con le farmacie in maniera dettagliata, con i nuovi servizi, con i nuovi vaccini che potremo fare, perché sensibilizzare la gente alla vaccinazione vuol dire prevenzione. La prevenzione è quella che salva tutto, dal piccolo herpes o dall'herpes zoster al tumore. L'unica prospettiva è quella di fare prevenzione. E con questa prevenzione andiamo in pubblicità. Allora, Sindaco, come commentiamo le parole che ha sentito sia dalla dottoressa Spader che dal dottor Losego? Ovviamente l'informazione è la base principale e credo che comunque la base per informare in maniera corretta sia sempre la scuola, a cominciare dalla scuola, nel senso che quella famosa educazione civica, che è un grande contenitore di molti argomenti e che un tempo racchiudeva anche quella che era anche l'economia domestica di tanti decenni fa, debba ritornare anche a fare questo tipo di informazione, nel senso che già il ragazzo o la ragazza giovane comincia a capire quali sono i servizi che le strutture possono dare, anche perché fa da amplificatore, casomai, per i nonni o per le persone più anziane, tutto sommato. Se invece noi gli insegniamo soltanto a utilizzare i social o comunque il computer, per carità, ma se non va in cerca di quel che poi il ragazzo giovane ha bisogno, non aiuta comunque neanche i propri genitori o i propri nonni. Se mi permette un racconto velocissimo, ma che riguarda un mio amico di 80 anni, quasi 81. Per carità, succede, ha preso una multa, non dico il comune, ma comunque del Veneto, no? Arriva la busta verde, apre la busta verde, qua si trattava di infrazione col rosso, ma ai soliti 5 centimetri oltre la linea bianca. Dentro la busta verde non c'è la multa,
C'è la notifica per poter Mamma mia. andare a scaricare la multa, ok? Dopodiché c'è scritto sul retro: se non sei pratico di queste cose, diciamo, rivolgerti a una persona di fiducia. E lui si è anche arrabbiato, ha detto: ma io non sono mica cretino che devo rivolgermi a qualcun altro, per carità. Poi è venuto da me. Benissimo, siamo andati a scaricare dal computer, scarico la multa, ovviamente gliela pago e poi bisogna comunicare anche chi era il conducente. Benissimo, dopo pagato la multa, ritorniamo, entro nel portale, non ha lo SPID, va bene, entro con la carta nazionale dei servizi, lo richiamo perché ho bisogno del collegamento col cellulare. Arrivo alla parte dove si può trasmettere la comunicazione e no, si entra soltanto con lo SPID. Dottoressa, so che la dottoressa deve andare via, cosa dice? Quanto lavoro bisogna fare? Soprattutto bisogna fare squadra, cercate di capire che veramente dovete dividere, capire chi fa cose, come aiutare queste realtà, come ha sentito anche il sindaco. Aspetti dottoressa, abbiamo la Giusy perché sennò mi cade la linea, ce la fa dottoressa? Vai Giusy. Sì. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Faccio una correzione, l'ho avuto Alfonso l'herpes zoster, Mirella. Va bene. Allora, un amico è andato stamattina per farselo anche lui, perché ha detto lo faccio anch'io. Io e mia moglie hanno 80 anni e va bene. E le hanno fatto anche l'antitetanica. Un braccio l'herpes zoster e l'altro braccio l'antitetanica, perché era scaduto, perché ogni 10 anni bisogna farsi anche l'antitetanica. A parte che noi non è che andiamo a lavorare, che ci faremo qualcosa, però se ti tagli un dito che devi avere l'antitetanica. Vi saluto e Mirella, come solito, scavi dappertutto. Grazie, Ciao. grazie cara Giusy. Prego dottoressa. Io vi ringrazio intanto per l'invito e per la possibilità di portare lo sguardo del servizio sociale all'interno della trasmissione e anche poter rispondere ad alcune domande. Colgo l'occasione per prendere come spunto e con nuovo interesse questa parte, insomma, di lavoro di sicuro col territorio. Prima il sindaco, se mi permettete solo 2 parole rispetto alla riforma degli ambiti territoriali sociali. Prima il sindaco diceva il timore della costruzione degli ambiti è quella un po' di perdere la dimensione del territorio da parte delle amministrazioni degli enti locali. Questo è una sfida che vorremmo cercare a cui vorremmo cercare di rispondere insieme proprio agli amministratori locali per creare e organizzare dei servizi che possono essere sempre più competenti e più attenti alle esigenze del cittadino, senza perdere la dimensione della territorialità e il fatto di stare e avere proprio la consapevolezza e la conoscenza di come ogni singolo territorio si sta organizzando e si è organizzato, per non perdere le risorse che ci sono nei territori e che vanno valorizzate. Io vi ringrazio, mi scuso ancora, vi lascio alla Senta dottoressa, vostra... ma questa mamma che le ho raccontato può essere aiutata? Ci sono le possibilità di aiutare questa donna da sola con queste 2 creature, col marito che sta morendo e nessuno si avvicina? Rispetto immagino sia una questione un po' di isolamento sociale? No, si è ammalato gravemente questo uomo, era lui che accudiva questi figli, uno con gravi anche problemi, ecco, e soprattutto lei è completamente sola. Chi dovrebbe avvicinarsi a questa donna, a questa famiglia, visto che è su un ospedale, che sanno, perché c'è qualcosa che non mi torna, dottoressa, chi dovrebbe aiutare questa donna, perché sanno che c'è questo uomo in queste condizioni? Beh, allora, sicuramente può essere attivato il servizio sociale per capire se ci sono o reti di volontariato oppure servizi che possono essere attivati a sostegno della famiglia. Quindi va sicuramente informato e tenuto presente che il servizio sociale risponde alle esigenze. Ma il servizio sociale dell'ospedale o del comune, dottoressa?
Allora, il servizio sociale dell'ospedale deve mettersi in contatto anche con il servizio sociale del territorio di residenza, perché ricordiamoci che l'assistenza, la parte di servizio sociale è legata alla residenza, quindi c'è una parte che in cui risponde il servizio sociale di residenza. Certo, non può il servizio sociale saperlo se il servizio ospedaliero in qualche modo non contatta, però insomma i canali dovrebbero essere di comunicazione. La ringrazio dottoressa per essere stata così chiara, veramente grazie, perché era quello che pensavo, sono due realtà che dovrebbero dialogare tra di loro e capire come aiutare questa donna veramente che ormai è sfinita, dottoressa, non ce la fa più. Io faccio quello che posso, però sono molto preoccupata, lo dico sinceramente. Grazie veramente dottoressa, sentiamo Maria Grazia da Verona. Vai Maria Grazia. Buongiorno Mimola. Buongiorno. La vedo, la sento. Ascolta. Prego. Sento niente, non sento. Ti sento io, parla. Senti, allora ti ho chiamato perché sono disperata. Ecco. Ho il dottore che mi fa morire prima del tempo. Dai, te mi fa ridere, perché ti fa morire invece che curarti? Perché non mi cura, non viene a vedermi, ho 76 anni, sono qua in casa, in carrozzina. Non viene a vedermi, non mi ordina le medicine. Allora ho fatto una visita a Poggiolusco a pagamento perché mi devono togliere l'unghia del piede incarnata. Un male da morire, non ce la faccio più. L'ho curata perché avevo del pus, non messa a posto. Adesso l'8 di dicembre devo andare a Poggiolusco e con la mia pensione mi devo pagare 426 allora, euro. È passato l'8 dicembre. È passato l'8 dicembre, quando hai sta visita? No, all'8 di gennaio mi perdo, dai, poca pazienza. Dai, tranquilla. All'8 di gennaio devo andare a togliermi sta benedetta unghia. 426 euro perché a Verona non ho trovato niente, bobolone nemmeno. Ma sei andata dal sindaco dei servizi sociali, Maria Grazia? Ma quali? Che non c'è nessuno che viene qua a Bovolone, non c'è niente. Io abitavo a Verona, sono nata a Verona. Qua è una disperazione, abbandonarsi a se stessi siamo. Ma hai figli, nipoti, non hai nessuno, fratelli? No, mia sorella lascia perdere perché è ammalata di malaria, proprio ne serve psicologicamente. Allora io ho 2 figli, 2 angeli, perché vengono tutte le sere, mi fanno la spesa, mi fanno questo, quell'altro, mi vengono a fare il bagno, tutto. Ho dovuto lasciare a casa la signora che veniva a farmi 2 ore al giorno perché non ce la faccio con la pensione. Certo. Sì, allora vengono giù a farmi le pulizie, questo, quell'altro, l'altro. Ho 2 maschietti che sono d'oro. Però ho questo problema che qua non c'è nessuno bobolone che viene a fare volontariato a casa, capisci Mirella? Ho capito io, Maria Grazia, ti ringrazio, ti saluto, è quello che sto dicendo da anni, che forse le associazioni di volontariato dovrebbero essere interpellate dal sindaco in questo caso, vedere appunto tramite i servizi sociali dove mandare queste associazioni, ma nessuno ci chiama il sindaco, oppure chiamano i soliti noti ma non c'entra niente con quello che serve a sta persona, ve l'ha detto un medico di famiglia, sono seduto attorno a un tavolo, c'è un'associazione di volontariato ma non faceva il caso mio, ho detto cosa facciamo? Ecco, capisci che c'è molto da lavorare. Dottor Loseco, come ci saluta? Cosa vuole dire? Ecco, come ultimo messaggio. Ma intanto vorrei fare gli auguri a tutti quanti i suoi telespettatori, a lei Mirella, di buone feste in salute, e ricordare a tutti gli abitanti della provincia di Treviso e agli ascoltatori del Veneto che ci ascoltano che per fortuna la farmacia, come sempre, è aperta 365 giorni all'anno ed è di turno al servizio giorno e notte del cittadino, per cui non abbiate timore. Per
sia per i farmaci, sia per il consiglio, sia per qualsiasi intervento di urgenza, di necessità, dove possiamo supplire alle difficoltà di raggiungere o un pronto soccorso o il medico di base, noi ci stiamo organizzando e siamo organizzati per dare un segnale di presenza proprio sotto casa, con la farmacia a disposizione anche in questi giorni di festa, di difficoltà magari a raggiungere gli ospedali, come dicevo, il medico di base, eccetera. La farmacia 365 giorni all'anno è disponibile. Con questo e con l'augurio di serene feste a tutti, come Presidente dell'Ordine mi sento di portare da parte di tutti i miei colleghi i migliori auguri a tutti quanti. Veramente la ringrazio di essere stato con noi, dottor Losico, veramente Giuseppe Losico, Presidente appunto di medici, di farmacisti, veramente grazie di essere stato con noi, anche per le informazioni che ha dato. Sa cosa penso, dottor Losico? Che forse sarebbe il caso di fare un presidio col volontariato anche all'interno delle farmacie, visto come ha funzionato bene la raccolta dei farmaci per bambini. Ecco, con i volontari all'interno abbiamo visto la differenza dove c'era il volontario e dove non c'era per il dono, perché i numeri poi si contano e si vedono, perciò non sarebbe male anche questo. Siamo 700 associazioni di volontariato e ci guardiamo tra di noi e diciamo Noi Mirella sosteniamo moltissimo tutte le iniziative di volontariato, ovviamente di un volontariato certificato, sicuro, dove certo. si sappia dove vengono raccolti, tipo la raccolta del farmaco per chi ne ha bisogno in farmacia, la partecipazione con la LILT, la partecipazione con altre iniziative. Ecco, dove siamo sicuri che ci sono iniziative, noi siamo più che a disposizione per dare grande spazio e grande visibilità ad ogni iniziativa di volontariato. Il volontariato salva veramente la popolazione. A dire alla politica però forse se lo sono dimenticato l'importanza del volontariato, che se non ci fosse anche per i sindaci penso non sarebbe stato così facile riuscire dopo, specialmente il Covid, a mantenere un certo livello e equilibrio. Grazie veramente al dottor Giuseppe Losico di essere stato con noi, Presidente Ordine Farmacisti Treviso. Sindaco, come ci saluta? A parte i saluti di Natale, il sindaco e l'amministrazione locale è sempre quel trade union tra anche, diciamo, il servizio sociale istituzionalizzato e poi tutte quelle piccole funzioni, quei piccoli aiuti che tante volte il servizio istituzionalizzato non riesce a dare, certo, o non può dare perché non fa parte di quel protocollo. Quindi dico ai cittadini di non aver paura di disturbare il proprio sindaco e di chiamarlo, che ci sarà sempre una porta aperta. Senta sindaco, non è il caso che anche il sociale sia aperto 365 giorni l'anno come le farmacie? Servizi sociali, come facciamo? Uniamo le forze per vedere se riusciamo a fare questo? Con l'ATS, con le nuove ATS, questo sarà sicuramente possibile, perché ovviamente con una struttura differente potremo avere anche quel presidio di pronto intervento o comunque quel presidio di contatto tutti i giorni, che può sopperire alla mancanza ovviamente di una singola assistente sociale che lavora quelle 6 giornate o quelle 5 giornate a settimana. Dal mondo del volontariato, magari. Quello è fondamentale. Grazie a Stefano De Pieri, sindaco di Chiarano, di essere stato anche lui con noi. Grazie ancora alla dottoressa Jessica Spader, vicepresidente Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Avete capito che c'è la volontà di andare avanti, ecco, di fare un passo avanti. Speriamo bene. Pubblicità. È iniziato male il sit-in dei 7 migranti, tutti con permesso di soggiorno richiesto od ottenuto. Uno di loro, Usman, si è accasciato a terra, probabilmente vittima di un malore dovuto al freddo sopportato in questi giorni, e un'ambulanza l'ha portato in ospedale per i controlli.
Gli altri raccontano di come dormono nei parcheggi dell'Appiani o dal Negro, di come non trovino spazio nei dormitori cittadini, tutti già occupati. Hanno freddo, fame, cercano un lavoro, non vogliono certo delinquere, cercano solo aiuto. Molti di loro hanno fatto viaggi allucinanti per fuggire dai loro paesi. Sono venuto in Italia perché tante cose che minaccia non pace, guerra dei Taliban, Pashtun, perché siamo Pashtun viviamo vicino Afghanistan, se tu conosci c'è una guerra dei Taliban, non posso andare a scuola, non posso lavorare perché non sicuro là. Sono arrivato in Italia a piedi, un anno di Pakistan, Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Slovenia e ultimo Trieste. C'è chi li guarda con disprezzo, chi con distanza e chi invece, come loro, ha avuto una storia che viene da lontano e ringrazia i trevigiani per avergli dato un'opportunità. Io vivo qua a Treviso da sempre nella vita, so che i trevigiani alla fine mi hanno dato un'opportunità di integrarmi. Presso una persona anche stamattina al bar è arrivato un signore come loro, oggi non è stato un caso, ma questo signore è arrivato avvolto in coperta senza scarpe, ma ho visto che la gente comunque guardava questa scena. Io l'ho voluto portare dentro al bar per far capire come io sono di colore, posso potermi permettere di pagarmi un caffè, anche loro che vivono una situazione che non si possono permettere magari all'inizio. Siamo anche persone che possiamo dargli un aiuto, almeno anche delle scarpe che non usiamo. A loro mi piace perché è un motivo, veramente signora, è un motivo per dire che siamo tutti esseri umani, prima di tutto. Sissé si è integrato, lavora all'aeroporto, ha addirittura un suo marchio di abbigliamento, Kolokush, ed è stato l'unico a portare una parola di conforto ai suoi fratelli, promettendo di aiutarli. Ma loro hanno una vita prima di tutto, una dignità. Ho preso dei contatti del ragazzo per vederlo oggi, ma perché voglio aiutare quello che posso fare io. Ma voi che abbiamo più possibilità, possiamo anche noi, cose che non manco usiamo, a loro farebbero la differenza. Parlo per me in primis. Allora io ringrazio veramente Don Maurizio Dassè di essere qui con noi, perché io veramente sono inorridita di quello che sto vedendo. Io poi che ho un banco solidale dove ho di tutto e di più, non sappiamo neanche più dove mettere le cose, ecco, nessuno vuole più abbigliamento, non vuole più niente nessuno, e poi troviamo queste situazioni perché nessuno ci chiama, perché bisogna vedere così, no? Bisogna vedere che hanno le scarpe, bisogna vedere così, bisogna lasciarli al freddo. Ecco, per rimuovere le coscienze, ma quale coscienze? Ma li vediamo tutti i giorni queste situazioni qua. Allora saluto e ringrazio anche Gigi Pirollo, copilota RLI, ma parleremo anche di sensibilità, anche di persone, ecco, non solo di sicurezza stradale, anche questa è una sicurezza, mettere in sicurezza. Ma Don Dassè, è possibile che in una Treviso non riusciamo a collocare 7, sono 7 hanno detto? No, 70 o 700, 7 persone, e le avete viste, mi sembra siano persone normali, non persone da aver paura, il terrore, ecco, chissà che stupratori, che diabolici saranno. Ecco, è possibile vedere 7 persone in quelle condizioni e noi buttiamo via le robe da vestire, mangiare ce l'abbiamo perché ce l'abbiamo, ma nessuno ci chiama, nessuno dice guarda che c'è questa emergenza, come possiamo aiutare, cerchiamo di fare squadra. E no, perché divide e ti impera, o sbaglio? Don Dassè, come commenta questo servizio? Intanto commento così, che io mi vergogno di essere dentro una società che si professava, diciamo, cristiana, e ancora di più dentro una chiesa che non ha il coraggio di aprire le chiese per accogliere queste persone. Non chiedono di andare in albergo, no? Non chiedono chissà cosa, chiedono di essere riconosciuti come esseri umani e essere accolti. Poi se ci costruiamo sopra, possono essere terroristi, possono essere questo, possono essere quest'altro, beh, allora io potrei tirar fuori tante di quelle cose negative senza scomodare quella gente qua locale, no? Ecco, allora abbiamo perso il senso della dignità, ma non quella degli altri, anche la nostra, perché se io perdo il senso della mia dignità, perdo il senso della mia umanità, no?
E allora spesso, io ne ho accolto qualcuno in chiesa, anzi erano più di qualcuno anni fa, no? E sì, poi mi hanno detto, oh Maurizio, guarda qua cosa che ha sa. Cosa che ha sa? Sì, sa qualche roba, se netta, no, no. Ecco, e allora io dico che più di far tante prediche, bisogna appunto avere il coraggio, innanzitutto, di contattare quelle persone, quei gruppi che sono interessati a questi. Secondo, non aver paura di essere messi in secondo piano, perché talvolta c'è un protagonismo clericale che vorrebbe la televisione quando fanno qualcosa di buono e di bello, no? E questo è squallido, molto squallido. Sandra da Padova, poi continuiamo con Gigi Pirollo. Vai Sandra. Sandra? Oh, sì, mi senti? Eccola qua, sì, ti sento Sandra, prego. Sì, grazie. Allora, buongiorno agli ospiti e complimenti al signore che hai di fianco. E anche a Pirollo sono contenta che ci stia, perché avevo già tramato tempo fa, io ero amica di Budafieri quando ero ragazza, dunque diciamo che conosco un po' i relì, tutte queste cose, ma al di là di questo volevo dire, Mirella, è giusto a far fare dei corsi di formazione a queste persone, perché se non hanno una capacità lavorativa, perché vengono da paesi che hanno altre problematiche, io l'ho sempre detto, lo dice anche mio marito, bisogna fargli fare dei corsi di formazione che li stradi un prossimo lavoro. Allora ritrovano la dignità, ritrovano anche il lato finanziario. Poi per quanto riguarda i vestiti, Mirella, hai ragione, io quando ho delle cose non stracci, perché i stracci si buttano via, li metto vicino al cassonetto quando non piove su una busta aperta che vedono e dopo 5 minuti non c'è più niente e qua sono contenta, può essere la scarpa, può essere il cappotto. Allora io dico, Mirella, sai cosa c'è secondo il mio punto di vista? Che purtroppo si scontrano le religioni, perché come dici te fanno vedere delle cose negative, vero? Fanno anche vedere delle cose buone quando gli comoda, ha ragione il signore di fianco, il padre, però qual è il discorso? Che loro hanno una religione, la maggioranza musulmana, e i musulmani, scusatemi, si scontrano con quello che è il nostro vivere, il crocefisso e tutte queste cose qui. Allora la gente è chiaro che è portata ad avere una repulsione per queste persone, Mirella. A me non me ne frega niente se uno crede a musulmano o crede a qualsiasi, anche non so, a Babbo Natale, a chi... Sandra, grazie, sei stata molto chiara, fammi andare avanti. Non è vero, Sandra, che non si possono vedere i crocifissi o il banco solidale, voi sapete, ve lo dico sempre, ho tante persone che vengono di tante nazionalità, di tante culture, di tante religioni, ma anzi non ho mai sentito una che non guardi il crocifisso, che mi dica guarda che quello non va bene. Adesso ho fatto un presepio enorme, tutti lo guardano, anzi mi hanno anche aiutato a farlo queste persone, questi musulmani, come dici tu. Vedi Sandra che ho ragione io, che è passato un messaggio che non va bene, non è il messaggio. Ecco, quello che voi avete sentito, il presepio, il crocifisso, c'era qualche insegnante, qualcuno che voleva visibilità. Come fare per avere visibilità? Colpisco l'obiettivo, no? Qual è? Ecco, l'obiettivo sacro. Don cosa dice? Poi sentiamo Gigi Pirollo. Allora, dico che in molti maestri, molti insegnanti c'è una ignoranza spaventosa. Loro dicono, in forza della loro ignoranza, che per rispettare i bambini detti musulmani non dobbiamo... Allora, se questi signori o signore della scuola andassero a leggersi il Corano, troverebbero delle sure in cui parlano di Gesù in maniera straordinaria. Trovano delle sure in cui parlano di Maria in maniera straordinaria, quindi qui non c'entra niente. È ora di farla finita, di pensare di aver davanti un musulmano, un cristiano, un buddista
è ora di dire: ho davanti una persona come me che ha una sua dignità che io devo rispettare. Questo modo di pensare, ho davanti un musulmano, ho davanti questo, ecco, non sono le religioni che creano la barriera, sono come gli uomini di religione utilizzano la religione, allora diventa una barriera. Ecco, se uno ci va dietro a questo modo di ragionare, allora lasciamo da parte Costituzione, dignità, eccetera, eccetera, no? Questo modo di ragionare, ho davanti un musulmano, eccetera, a me fa schifo. Allora, Gigi Pirollo, parliamo di sicurezza, tanti incidenti, tanti morti, purtroppo nonostante i messaggi che abbiamo cercato di dare non si può dire non so, non vedo. Io anche ieri mattina con una nebbione numero 1, poi qua andiamo a spasso con la nebbia, fari spenti, limiti della velocità chi se ne frega, sono in ritardo, ma cosa sta succedendo? Ma è possibile che, ecco, parliamo del rispetto della vita, della propria vita, della persona, ma proprio non ci siamo proprio, perché basta che ne troviamo uno, come dico tutte le mattine, non è che dobbiamo trovarne 20, cioè, ma cosa sta succedendo? Cos'è il rispetto anche per chi guida? Non c'è più rispetto. Ecco, prego. Per me non c'è più, intanto buongiorno a tutti, non c'è più rispetto di niente, anche Coldon ha detto una roba giusta, ma che rispetto, io che sia nero, bianco, verde, qualsiasi, per me, se lui mi rispetta io lo rispetto, cosa che manca purtroppo. Per quanto riguarda le macchine, lì il traffico è congestionato ormai, non esiste più che uno rispetti il regolamento. Sappiamo, telefonini, abbiamo il Bluetooth, non lo usano. Sì, ma abbiamo macchine da 100.000 euro con schermi così, sì, che con puoi schermi vedere, enormi. cioè, allora mi dovete dire se la concentrazione, se io devo guardare lo schermo perdo la concentrazione, certo. Giusto? Bene, quindi usiamo il Bluetooth per il telefono, usiamo il Bluetooth per i messaggi, ma con la coda dell'occhio sono cos'è il Bluetooth, perché i nostri a casa, ma non so mica cosa che i nostri diversamente giovani. No, perché da noi che siamo abituati, ma che dice, nonna dei 90 anni, ma cosa c'è Dio Gigi, cosa c'è il Bluetooth? Praticamente io salgo in macchina e si collega il telefono con la macchina, di modo che io il telefono non lo uso più con i tasti, niente, io sono concentrato nella guida. Se devo chiamare un numero, chiamo o Siri o quel che è, mi collega, quindi io sono sempre attaccato al volante e guardo la strada. Se invece comincio a guardare chi mi manda il messaggio, che i messaggi li posso ricevere e ascoltarli, se devo inviare un messaggio non lo invio scrivendolo, lo invio o vocale o chiamo. Scusa Gigi, faccio una parentesi, sai che questa cosa non mi torna, nel senso, perché io provo a fare sta roba, cioè nel momento che tu ti impegni a pensare cosa devi rispondere, guarda che la tua capacità di vedere non è più quella, perché stai pensando a cosa devi rispondere, allora a cosa stai sentendo. Ti blocco subito. Una cosa che avevo parlato con anche le forze dell'ordine, non esiste per me, perché la distrazione viene anche da quello. Abbiamo 1000 divieti di, allora, un colpo 50, un colpo 70, un colpo 90, un colpo 50. Secondo voi, a livello di concentrazione, devi guardare la velocità del divieto, guardi quello, secondo te sei perfetto? No. No, perché parliamo di decimi di secondo. Se quello davanti e tu non rispetti le distanze di sicurezza, che nessuno perché anche le rispetta, non o esiste. zero. Se tu non rispetti le distanze di sicurezza e sei un decimo di secondo non concentrato, è logico che gli vai dentro. Cioè, queste sono delle cose basilari, ma come sempre vengono. E il nuovo codice della strada cosa dici? Codice della strada, sì, bisogna entrare dentro su questo discorso qui. Ci sono delle cose positive e delle cose negative. Ad esempio il bere. Cominciamo che almeno uno, quello che guida, non beva. Gli altri possono bere,
ma uno non deve bere. Però vi dico un'altra cosa, guardate, gli incidenti sono sempre dati dalla velocità, perché noi con le macchine di adesso non abbiamo più il senso della velocità. Adesso andare via con una macchina potente, 90 all'ora, 100 all'ora sembra di essere fermi, giusto? Bene, ma se il limite è 50 e vai a 100, è logico che se fai l'incidente ti tolgono via anche la patente. Poi se tu sei bevuto, hai bevuto, sei 0708, ti tamponano, lo sai che sei dalla parte del torto? Perché sei tu che sei a 07, anche se hai ragione, perché io posso chiedere, no, mi fai il controllo di questo, perché vuol dire che magari non era concentrato, ma tu sei davanti, sei dalla tua parte, sei tranquillo così, puoi aver bevuto anche un bicchiere in più, però... Ma non è, Gigi Pirollo, che la tua voce è un po' inascoltata quando tu hai detto, come altre persone, che avere la patente non vuol dire saper guidare, no, che ci vorrebbero più ore di scuola a guida invece di fare sul motore, che tanto se ferma la macchina, se mollando cioè, però non si cambia, capisci che le regole del gioco non vogliono essere cambiate, o sbaglio? Andiamo a toccare dei tasti che non si possono toccare. Interessi. Mi volete dire come fa un ragazzino, povero anche lui, a entrare in macchina e fare un controsterzo? Non so che cosa sia fare il controsterzo. Capita l'imprevisto, a parte la concentrazione, ma fare scartare un ostacolo. Io ad esempio ho non l'incubo, perché non è incubo, ma le strisce pedonali mettono il cartello ma per terra. Non sono ben evidenziate, perché quando tu passano milioni di macchine, il bianco va via. Questa dovrebbe essere che i comuni, tutti i comuni, lo evidenziano bene, perché una roba è vedere il bianco per terra, una roba non vedere il bianco per terra. Di sera, che le luci poi non sono sempre, ma dove c'è un passaggio pedonale, mettiamolo evidenziato. Non è che siamo anche noi culturalmente, io delle volte, quasi sempre, vedo le strisce da persona che attraversa 5 metri più in là e si buttano. Adesso ti dico un'altra roba però, l'abbiamo visto con l'ambulanza che ha tirato sotto uno. Ambulanza che era in pieno soccorso, quindi le sirene. Che cosa aveva questo? Le cuffiette su. Io non sto difendendo le ambulanze, ma io dico che se stai andando per strada, le cuffiette, hanno le cuffiette grandi anche, le cuffie per sentire la musica. Mi vuoi dire come fai a sentire un'ambulanza che ti arriva vicino? Queste sono le cose che dovrebbero essere prese in considerazione. No, ma come siamo? Allora siamo annoiati, siamo stanchi, mi non ho combata, ma alla fine i valori quelli veri che dovremmo trasmettere tutti per cercare veramente di darci una mano, di fare più comunità, di capire tra il bene e il male, la via di mezzo magari. Ecco, siamo proprio diventati così. Lei tanti anni di sacerdozio, cosa vede, Don? Sì, siamo stressati perché ci troviamo dentro in un contesto sociale, culturale, economico, eccetera, che io interpreto o schematizzo così, no? Lavora, produci, consuma, divertiti, soffri, crepa, no? E noi dobbiamo far girare l'economia, che è soprattutto su ste robe, che poi l'economia gira attorno agli interessi delle multinazionali, eccetera, e quindi tu che lavori, consumi, ti diverti, crepi, eccetera, sei così. Allora è evidente, ma provi a pensare una cosa. Uno che ha una famiglia, lo stipendio di uno non basta, lo stipendio di due forse ci arrivano, ma quando questa gente arriva a casa stanca eccetera deve ricominciare un'altra attività, quella in famiglia, no? Ecco, allora dico, è una società impostata sulla concorrenza, sul successo, che provoca secondo me aggressività,
no? Ecco. E ti fa perdere tutto questo modo di impostare il mondo, ti fa perdere il contatto con te stesso, il rispetto di te stesso, no? Perché diventi schiavo e servo di chi ti dà quel po' di lavoro, se te va bene così, buono, se no gira, e allora le cose non girano più. Allora i valori di cui dicevo, certo, i valori ci sono là, ma finché uno non li mette in pratica, i valori sono niente, sono parole vuote che aspettano che qualcuno li metta in pratica. Valori come giustizia, solidarietà, rispetto, pace sono rifiutati dai nostri comportamenti. Certo. Basta, questa è la realtà. E di fronte a questo cosa sentiamo? Le prediche, gli ammonimenti, gli aforismi che vengono da Roma, vogliamoci bene, no? Ecco. Vogliamoci bene. Sì. Andiamo a vedere anche questo acquisto che ha fatto l'ANCE di questo consorzio, andiamo a vedere perché ecco, mi stuzzica a far vedere questo servizio a Don Dacier. Andiamo a vedere. Consorzio compra ex ANCE. È un'ambizione che abbiamo anche noi, è stare a Treviso, potevamo trovare delle sedi esterne ma vogliamo rimanere nella città di Treviso, nella nostra bellissima città di Treviso, e non c'era occasione migliore o locazione migliore del palazzo che abbiamo appunto acquisito, l'ex ANCE in via Tolpada. Come ha detto il Presidente Garofalo, un palazzo di prestigio che darà prestigio alla nostra denominazione. Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC cercava una sede in città. Fondazione Cassamarca, qualcuno che volesse recuperare un palazzo storico e ridare lustro ad uno dei quartieri più suggestivi di Treviso, quello che da un lato guarda la riviera e dall'altro la Madonna Granda. Il palazzo, a lungo un buco nero cittadino, è un edificio del 400 con una superficie di circa 1500 metri quadri. Sarà sottoposto a un restyling completo e potrebbe aprire già nell'autunno del 2026, ospitando i 15 dipendenti del consorzio, tra cui direttore, vice direttore e personale amministrativo. Un'operazione del valore di circa 3 milioni di euro che si inserisce nel filone dell'alienazione dei beni immobili da parte di Fondazione Cassamarca per risanare i suoi conti. Operazione partita qualche mese fa e che la settimana scorsa ha portato al rogito. Un immobile splendido che Fondazione è orgogliosa di poter vedere nelle mani di una realtà economico-culturale veneta che saprà gestire al massimo livello appunto l'architettura splendida del palazzo e il rimpegno di attività in linea con quelli della Fondazione. I due enti hanno anche siglato una partnership di 5 anni per la promozione di eventi culturali ed artistici, tra cui la riapertura del Teatro Eden, sempre di Fondazione Cassamarca, per il quale è già prevista una nuova stagione nella primavera 2026, con un cartellone già in fase di definizione. Abbiamo Rita da Borgorico. Ciao Rita. Ciao Mirella. Innanzitutto volevo complimentarmi con te per quello che fai e mi trovo molto in sintonia con te. Pronto? Sì, ti sento bene Rita, grazie. In sintonia con te. Volevo fare una riflessione per quanto riguarda la velocità sulla strada. Qui sulla nostra statale 308 succedono tanti incidenti e li leggo su Facebook e ci sono i commenti dei piloti di Formula 1 che imprecano contro le persone che stanno alla distanza di sicurezza, verso quelli che mantengono la velocità ai 50 e gli anziani che guidano con il cappello, però se fanno gli incidenti non provocano morti. E sti ragazzi, diciamo, sti piloti di Formula 1 imprecano continuamente, leggo i commenti, contro queste persone che rispettano il codice della strada. Ed è vero che quando guidi non puoi guardare il Bluetooth, non puoi guardare, l'ho provato con la mia personale esperienza, se ti distrai, soprattutto andando avanti con gli anni, penso.
Vi ringrazio e vi auguro buon Natale. Grazie anche a te cara Rita. Allora prima di rispondere a Rita con Gigi Pirollo volevo commentare il servizio che abbiamo visto di questo splendido palazzo. Ecco, veramente il vino non ha più barriere, ecco, però anche Pietro, con tutto il rispetto che ho per San Piero, però 4 milioni sembra dati a Benigni per questa narrazione che ha fatto di San Pietro, con tutto il rispetto che ho per San Piero, ma penso che anche San Piero non sarebbe d'accordo a dare 4 milioni se è vero a Benigni di questa narrazione. Scusa San Piero, ma volevo anche dirlo perché 4 milioni se 4 milioni poi c'è anche soldi nostri, mi pare, giusto? Cosa dice Don? Questa visibilità bisogna avere. Partono i faraoni, mi pare, sono tornata con i faraoni e piramidi. Mancherebbe che qualche presidente di provincia costruisse le piramidi per ricordarlo. No, al posto delle piramidi mettiamo la pista di bob, ecco, più o meno, no? Però io guardavo quel palazzo e mi è venuto in mente, io abito nel territorio del Prosecco e vedo delle cantine che sembrano davvero dei palazzi, ecco, e mi dico, ma sta gente qua costruisce magari coi finanziamenti pubblici, con soldi nostri, queste robe qua che sono altro che 1-2 milioni. E poi vengo a sapere per certezza che più di uno assumono lavori in nero a vendemmiare, no? Li fanno lavorare magari 10 ore e ne pagano 6. Qualcuno si utilizza anche le cooperative, no? Ecco, c'è questo manifestare esteriormente che per me rappresenta soltanto la propria volgarità interiore, perché in quel palazzo dove lavorano 15 persone, neanche a Roma, in Vaticano, ci sono palazzi dove lavorano solo 15 persone, però è questo, no? Questo mostrare, far vedere, è la cultura di oggi, no? Apparire, far vedere quanto siamo potenti, far vedere. Sarebbe bello poi che appunto San Pietro ogni tanto scendesse e a quelli che fanno vedere potesse scoprire la loro coscienza per vedere cosa c'è dentro. Quanto marcio c'è? No, paura che non troviamo niente neanche al marzo, secondo me, non c'è proprio niente dentro. Gigi, come rispondiamo a Rita, a questi social? Bisogna capire anche cosa leggere, dove leggere, cosa arriva anche alle persone, perché io ho provato, dice, ma non riesco a gestire questa cosa. Che detto dei piloti di Formula 1 che dicono queste robe qua, mi sembra un po' assurdo, perché io almeno come copilota, chiamalo quello che vuoi, ma girando tanto alle strade vedo molto di più di quello che può vedere la signora. Io vedo che c'è disattenzione, c'è non concentrazione. Più si va avanti con l'età, purtroppo c'è sempre meno dimestichezza nella guida. Attenzione. Sì, ma che muoiono i ragazzi di 20 anni però, Gigi. Sì, dopo mi vengono a dire, a passare il messaggio. Andrà anche a Piano, se copa quello che va a Piano. Sì, questo è indubbio, ma non dovete dire che è i piloti di Formula 1, perché questa è un'altra roba. Ma magari lei l'ha letto con l'intelligenza artificiale. Io ho paura di quelli che simulano i piloti di Formula 1, perché un pilota di Formula 1 o un pilota rally che sa guidare non fa queste scenate. Ma perché non si riesce a capire che l'importanza della guida sicura? Perché io penso che adesso ci sono anche delle moto, visto che possono guidare i sedicenni, che sono moto incredibili, cioè si punta, come dice il Don, sempre a rilancio, sempre a rilanciare sempre più in alto, sempre più in alto e sempre più giovani. Sono molto drastico, visto che faccio quel lavoro anche di scoprire i talent, e quindi faccio un talent e quindi ne vedo 5-6 mila all'anno. Quindi 5-6 mila all'anno, ne vengono fuori 200 che sanno guidare, gli altri sì, stanno in macchina. È diverso stare in macchina, una roba è guidare, ma come dicevo prima, non sanno che cos'è il controsterzo, non sanno fare una frenata, non sanno schivare un ostacolo. Questo è il problema.
Ma le scuole guida non possono insegnarti sta roba qua, bisogna fare un corso a parte. Ho capito, però io non vedo le scuole guida quando c'è un nebbione, quando c'è una pioggia, ma poi si corre anche a qua neve e qua pioggia dopo, cioè siccome chi ha paura secondo me dire che, cioè io non le vedo, io se voi vedete una macchina di scuola guida con un nebbione numero 1 o con una pioggia a scrosci, voi segnalatelo, io non ho mai visto, eppure questi prendono la patente e devono guidare anche con la nebbia, con la pioggia, o sbaglio? No, c'è qualcosa che non gira come al solito. Con l'acqua. Quanti vanno a vedere i pneumatici come sono, la pressione dei pneumatici? Quando c'è la neve. Come sono i pneumatici? Come sono i suoi pneumatici? Li controlla? Sono da neve che ha 3 anni. Gigi, come va bene? Ecco, può anche andare bene. Siamo al limite. Perché i pneumatici hanno una loro vita. Cioè non possono stare là, e io chiamo stagionati, 10 anni. Ascolta Gigi, un'altra cosa volevo chiedere perché devo correre perché il tempo è tiranno, ma anche queste nuove macchine che hanno questi fanali che veramente ti accecano nel vero senso della parola. Ma io dico, ma prima di mettere nel commercio, cioè, perché veramente ti accecano i nuovi fanali di queste ultime macchine di ultima generazione? Sono anche magari mal regolati, perché dentro abbiamo, tu sai che la macchina se sei pieno carico davanti si alza, ecco bene, ci vorrebbe, ci sono tante macchine che invece appena tu incroci un altro si abbassano da soli e che quello sarebbe il futuro, è cosa che faranno sicuramente perché ormai siamo arrivati. Può dar fastidio specialmente alle persone anziane come posso essere io, dà fastidio un po', di più ancora se piove perché fa un riverbero per terra. Però cioè, vogliamo vedere, perché se io vado anche con fari vecchi, sinceramente ragazzi preferisco i fari nuovi, con i fari vecchi non vedi più niente, perché il tuo occhio si è abituato ai fari nuovi, è come se tu hai assolutamente, una volta che togli via, sali da una macchina moderna a una macchina più vecchia con i fari vecchi, sembra di andare al buio, questo è un problema. Lo stiamo portando avanti, ma ho capito che c'è il problema per molti che il faro LED, i nuovi LED, Xenon, LED, roba del genere possono dar fastidio, però ci si deve adeguare anche questo. Devi trovare la persona giusta davanti che incroci, che non tenga gli abbaglianti. Perché se tieni abbaglianti non vedi niente sicuro. Un'altra cosa che volevo chiederti Gigi è anche questi monopattini, basta monopattini avere tutti i regoli, prima che ha fatto le biciclette che va via a 50 all'ora con le gomme così che corrono dappertutto, cioè ma allora il business ha superato il buon senso? Stessa roba è che li usano dentro tanto casco. Nelle città perché non puoi entrare dentro zona verde, roba del genere, zona limitato traffico, girano con le bici però vanno forte, vanno troppo forte quelle, ed è il problema che ad esempio ho trovato dei monopattini o roba del genere che sono senza fari e dopo ti lamenti se li tiri sotto. Anche perché dopo vai a spiegare che l'hai trovato, che intanto è colpa tua. Intanto. Sono queste le cose che bisognerebbe guardare. Poi hai a che fare purtroppo con la giustizia che non sempre ti dà una mano, perché se hai anche ragione dopo vieni incolpato tu anche se hai ragione. Allora, non voglio toccare altri tasti. Poi li toccheremo. Don Dassier, quello che veramente preoccupa è che veramente dobbiamo iniziare anche noi a fare un passo indietro, a fare più comunità, avere più rispetto. Ecco, anche queste messe, sai che i ragazzi mi dicono che le trovano monotono le messe, che vorrebbero essere un po' più stimolanti, più aggreganti, dicono che sono monotone le nostre messe, è vero Don? È verissimo. Ecco, tappa. È verissimo perché, cioè, quando ero parroco, io invitavo i bambini, i ragazzi con le famiglie una volta al mese, perché se vengono ogni domenica dopo un mese gli stufi, perché abbiamo preghiere incomprensibili, liturgie mozzarabiche, prediche da fotoromanzo, cioè, e il bambino
oggi ad esempio ha bisogno di qualche parola, ma di anche visibilità, cioè di vedere, di essere, ecco, e me lo dicono anche a me, quando c'eri tu, manca il dialogo. Con i ragazzi, i bambini, io dialogavo in predica, facevo delle domande, loro a me via dicendo, allora li coinvolgi. È vero, ma siamo in tanti di noi preti che chiediamo che la liturgia sia cambiata, sia meno evanescente, meno ritualistica, no? Che tu così, meno rispettosa delle formule e via dicendo, no? Cioè siamo indietro, siamo sempre indietro, e quindi questo cosa vuol dire? Che noi non siamo attenti alle persone, non siamo attenti alla loro cultura, non siamo attenti alla loro sensibilità. Però siccome da tanti secoli non siamo più attenti neanche a Gesù Cristo ma all'istituzione, allora si capisce che... Eppure i ragazzi non stanno spiegando, anche stanno urlando, ecco, questo grido di aiuto, nel senso che loro dicono: a noi piace la musica, sì. Ecco, i concerti, perché vediamo i concerti? Lasciamo perdere che musica, perché ogni età, ogni secolo ha la propria musica, non c'è niente da fare, i ragazzi ne hanno anche tanta adesso, sta a loro scegliere. Però ti dicono che la musica li abitua anche a una certa orecchiabilità, ma se tu da bambino piccolo inizi a insegnare una buona musica, il rispetto per lo strumento, ecco, la Chiesa è importante, questi organi meravigliosi che abbiamo, questi suoni fantastici, ma si suona poco, si suona pochissimo, c'è poca musica all'interno della Chiesa, una musica che può anche intrigare questi ragazzi. Non so, mi ricordo quando si sentivano le chitarre, che suonavano le chitarre in 10-12, era bellissimo all'interno, spariva tutto, ma dove sono andate a finire le chitarre, i ragazzi? Poi i giovani li abbiamo ancora, avremo anche poca, ma li abbiamo ancora o no? Non so se li abbiamo, comunque stiamo facendo di tutto perché si allontanino. Poi, vede, non solo i giovani, adesso io vado in 2 case di riposo a fare il mio servizio, no? E all'interno della messa, che dura mezz'ora, ecco, ci sono dei canti, però prima e dopo messa, no? Io dico, ieri ero in una casa di riposo, è arrivato 10 minuti prima, allora cantiamo? Sì. E allora cosa intono io? Dio del cielo, se fossi una colomba, Nilla Pizzi, 1947, vola colomba. Sorrisi grandi così e cantano. Alla fine della messa canta Romagna, no? Allora vedi, no, che la musica, il canto, eccetera, ti fa... Questo anche per i giovani, no? Ma qualcuno non lo capisce, no? No, perché la liturgia per i giovani, i canti per i giovani, le chitarre offendono Dio. Ma sì, questa è la testa di tanti, questa è la testa di tanti. Per cui cosa ti meravigli se... E il gospel a metterli all'interno della Chiesa, no? Però non fa parte della nostra cultura e tradizione, no? Ecco, però ci sono dei canti, oppure dei canti che possono fare i ragazzi stesso, i cori, no? E qui anche i bambini, là dove avevo io c'era un coretto di bambini, adesso è sparito, ma cantavano, no? Il loro peccato probabilmente è che mi hanno dedicato 2 canzoni, una di Mengoni e l'altra... Amo gli esseri umani, mi pare, e l'altra non mi ricordo più il nome, e apriti il cielo, cioè le nostre liturgie sono così devozionali che ci allontanano dalla sensibilità delle persone. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo, vai Mirella! Mirella, e buongiorno a tutti 2 ospiti. Volevo dire, siccome ho 2 figli, uno abita a Montebelluna e uno abita a Venega Giù, 7 chilometri dopo, e nelle domeniche vado a trovarli al pomeriggio presto, ma quando torno alle 6:30, 7, c'è da farsi il segno della croce per arrivare a casa. Arrivano per l'autostrada, sono tutti mezzi ubriachi, corrono e con queste luci che ti orbano, corrono forte e non c'è neanche una pattuglia che vede queste cose. Un'assurdità, perché sembrano tutti ubriachi.
Grazie Mirella, il problema è che veramente ne parliamo tutti i giorni, c'è qualcuno che ha alzato un po' troppo l'asticella, Gigi Pirollo, e questo non fa bene a tutta la società, perché veramente questi genitori in angoscia con questi figli. Andiamo bene, provate ad andare a Milano, l'Inter di Milano, Torino, sembra di essere, cioè qui stiamo bene. Hanno qui che si corre tanto di notte, perché gli incidenti succedono tante volte di notte o mattina presto, ma perché, come dicevo prima, non hanno il senso della velocità, perché sti ragazzini, non avendo mai fatto dei corsi veri di guida, non sanno capire qual è il pericolo che vanno incontro. Ma quello che io penso che non c'è più, non tutti, ce ne sono anche di bravi ragazzi, non vogliamo sparare nel mucchio, però qualcuno perde il senso della misura. Ma come puoi rientrare alle 4 del mattino strastanco, non dico bevuto, ma stanco proprio psicologicamente, non ce la fai, tanto è vero che gli incidenti quasi tutti poi vicino a casa. Anche la droga, ragazzi. La droga, ma anche il sonno, il colpo di sonno, sei stanco perché hai lavorato, hai studiato, non si può rientrare alle 4-5, io li vedo, guardate che veramente il sabato, specialmente d'estate, alle 6 del mattino loro fanno colazione, devono ancora andare a letto, hanno fatto tutto un dritto, perché io ci parlo e dico ragazzi da dove arrivate? Discoteca, da Jesu qua, ma adesso facciamo colazione, dopo vediamo, cioè questi fa anche 2 giorni senza dormire, cioè non ho capito, ma non so, basta i genitori a casa, cioè perché dobbiamo i genitori che li seguono. No, bisogna mandare a scuola i genitori per diventare un bravo genitore, un genitore autorevole, non autoritario, autorevole. Si fa fatica a fare i genitori, ma una volta che aveva vinto i fioi, mica aveva da mangiare, mica aveva da vestire, mica aveva niente, però gli era autorevoli e rigava tutti dritto, raramente si vedeva qualche, e se no arrivava quei zoccoli, arrivava il famoso zoccolo. Cioè cosa è successo in pochi anni? Perché un altro mondo, cioè noi abbiamo un cervello da scimmia in una società ipertecnologica, no? Ecco. Dopo io vengono a parlare con me tantissimi giovani, soprattutto universitari, no? E dopo i primi 3-4 incontri si comincia, e io trovo un mondo straordinariamente bello dentro. Gli dico una cosa che mi ha detto un giovane, universitario di ingegneria di Trento: Don, noi altri, dico in italiano, facciamo così perché gli adulti ci hanno insegnato a apparire. Ecco, allora è inutile fare macchine che vanno a 220 all'ora se poi ne metti il limite a 60 o a 120. È inutile fare delle macchine che sembrano delle discoteche se poi mi fai un codice stradale che mi vieta tante cose. Allora, dov'è che si lavora? Qua. E si lavora fin da bambini. E quindi già nei primi tempi, quando uno va non alle medie, alle superiori, all'asilo. Ecco, l'educazione civica oggi vuol dire una educazione a prendere sul serio la propria umanità, la dignità nostra e degli altri, che implica il rispetto di se stessi e delle regole. Perché se io mi do delle regole, o meglio, io lo scrivo su un libro che sta scrivendo, no? Oggi, da quello che io vedo, i genitori non vogliono avere conflitti con i figli. Per non avere conflitti evitano di mettere dei limiti, di contenerli, per cui il desiderio dei ragazzi è abbandonato a se stesso, no? Allora, il desiderio potente dei ragazzi, la voglia di, se non ha conosciuto dei limiti, certo che esplode. Gianfranco Valeri da Cesalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, volevo rivolgermi all'ex pilota. Siccome che io per 40 anni ho fatto parte del servizio della vigilanza e adesso sono 15 anni che manco, sono un anziano, però secondo me il codice della strada italiano è uno dei migliori europei. Quello che manca rispetto a una volta quando noi eravamo sulla strada, mancano i controlli, ci sono poche pattuglie.
perché una volta quando si fermava una persona dietro una contravvenzione c'era anche una lezione come guardi che hai sbagliato per quello, per questo. Poi c'era la prevenzione, si facevano i pari, andavano piano e tutto. E poi io fino a quando facevo parte del settore mi sono battuto perché inserissero la pattuglia civetta. C'è una pattuglia in Borghese che avrebbe azionato i lampeggianti immediatamente se qualcuno e si fermava quelli. Quella non è mai stata messa. Si immagini che quando hanno messo le cinture di sicurezza certa gente strasfotenti, specialmente nei mezzi d'opera, non mettevano le cinture. Ma guardi signore che se lei non mette le cinture, no. Ma a me non mi interessa niente se mi fai male. No, ma guardi, se si fa male lei va in infortunio, perché lei è un mezzo d'opera, non va in malattia, ma se andava in infortunio era un dipendente e si facevano queste lezioni. Invece adesso c'è tanta tecnologia, però quando gli arriva a casa la multa tira due magari porconi perché gli è arrivata la multa, ma non serve a niente, ha pagato la multa e secondo me ci vuole più persone sulla strada, più pattuglie. Lo Stato deve investire sulle pattuglie, che tra l'altro poi una volta era così, era quasi una partita di giro perché venivano pagate con le contravvenzioni sia la segnaletica sia tutto. Adesso sono milioni di veicoli rispetto a quando ero io una volta, ma non ci sono i controlli secondo me adeguati al traffico. Buongiorno, volevo il suo parere, buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie. Io ricordo sempre Gigi Pirollo, prima di rispondere a Valeri, questa mamma che ho avuto ospite, che ha conosciuto anche il Don, che ha perso il figlio in un incidente stradale, l'abbiamo conosciuta a Villa Margherita, Don, dove lei è nata in Austria. Lei dice, io ho mia figlia anche in Germania, là ci sono gli autovelox nascosti, non li vediamo, che arriva a casa la sanzione la paghi senza tanti problemi. Qui abbiamo addirittura eliminato gli autovelox, cioè siamo noi che non riusciamo. Lei dice quando vengo qua io non capisco più niente. Là noi rispettiamo le regole, specialmente i limiti di velocità. Io quando arrivo qui in Italia è un disastro. Ecco, ognuno fa quello che vuole, ecco, l'ha detto davanti alle telecamere. Gigi, sei d'accordo e cosa dici al nostro Valerio? Uno, ci vorrebbe più personale, polizia, carabinieri che facciano controlli e fin là ci siamo, è che non ne abbiamo, perché o fanno una cosa o fanno l'altra. Secondo, io che giro abbastanza il mondo, dove c'è i 50 abbiamo dai 50, dove c'è 70 i 70, poi se vai in Germania ci sono anche delle autostrade che puoi andare a tutta, però dove c'è il 70 devi andare a 70, cioè c'è il rispetto, quello che si diceva prima, il rispetto, cosa che in Italia il rispetto non esiste, ognuno fa quello che vuole. È logico che se c'è il controllo, perché ci sono delle strade dove ci sono tanti autovelox, e ricordatevi una cosa, che se tutti rispettano i 70 all'ora non ci sono molti meno incidenti e viaggi più fluido. Se invece non si rispettano le velocità, allora abbiamo che uno va forte, uno va piano e c'è più possibilità di incidenti e si intasa. Questa è una roba che ho visto. Non guardiamo nei grossi centri tipo Milano, perché io odio Milano, odio nel senso... E Napoli? Faccio la tangenziale, ma non per cattiveria, perché c'è poco rispetto. Sembra di essere in un circuito, perché tutti passano a destra e a sinistra. No, non esiste. Semafori rossi, via, vai, cioè, se vai ti fermi col rosso, dicono ma sto qua è ammalato. Cioè, e magari vedi anche la polizia vicino, i vigili, però non si ferma niente. C'è il sistema nostro, il sistema Italia che è collassato. Ma il sistema Italia, lo so. È collassato, è collassato. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, poi saluto gli ospiti. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. È il problema delle strade ed è quello che succede sulle strade. È il problema delle strade, è quello che succede sulle strade. Vabbè, non siamo più in tempi del Marco Cacco, siamo nel 2025. Non c'è Topolino, delle macchine che corrono, siamo all'avanguardia con le macchine, con la scienza, con tutto. Purtroppo chi che guida una macchina deve avere l'intelligenza di capire di andare piano, perché se si colpa non è un discorso che non è giusto neanche a quello, però ti fa male e ti colpi gli altri.
E cosa ne mi scelta? Tanto che con i vigili paesali non ti trovi un vigile neanche a pagarlo per loro. Dove sei i vigili? Una volta che sono belli... A Cortina gli ha mandato tutto a Cortina. Rinaldo c'è a Cortina i vigili. Non stiamo neanche a parlare di Cortina, Mirella. In Albania. In ogni modo, siamo lì a parlare di robe, bisogna che i fiori giovani, la gente, capisca che ti vai in macchina, ti dà una pistola, ti puoi colpare la gente, i bravoni. Poi fa pubblicità, macchine che vanno a correre 300, 280, ma cosa serve? Cosa serve comprare una macchina che non ci può lasciare più in pista? E purtroppo il 6 comanda più del nostro Sardegno. Grazie Rinaldo, grazie, sei stato molto chiaro. Guardate che l'ho detto una cosa a caso dei vigili a Cortina. Ogni comune, specialmente dei comuni nostri importanti, hanno mandato dei vigili a Cortina, è la verità, cioè non è che abbia detto una cosa dice Mirella con Cortina, perché è vero, i medici li mandiamo a Cortina, i vigili li mandiamo a Cortina. Avete visto che meraviglia di pubblicità che fanno? Mamma mia! Ma chi paga tutta la pubblicità? Alleluia! San Pietro. Allora Gigi, come ci saluti? Cosa vuoi dire come messaggio augurale? Buon Natale a tutti. Ecco. Cerchiamo di pensare bene durante le vacanze, di non bere o non... Cioè mangiamo e beviamo, ma se poi saliamo in macchina cerchiamo di rispettare un po' quelli che sono i limiti di velocità, di essere un po' più tranquilli, perché come dico sempre, visto che è il mio lavoro, che io rispetto quando si fanno le corse, rispettiamo molto durante i trasferimenti devi andare assolutamente ai limiti di velocità. Dopo tanti diranno no, voi non rispettate, non è così, perché noi abbiamo purtroppo all'interno della macchina dei sensori che poi vengono trasmessi in direzione gara, che se superi determinati limiti ti arriva a parte la contravvenzione, ma anche penalità. Quindi se io dico, se dovete arrivare alle 11 e vedete che siete tirati e sapete che potete essere tirati, partite 5 minuti prima, 10 minuti prima. Io preferisco arrivare con anticipo piuttosto che arrivare in ritardo, perché se parto tardi, arrivo tardi e sono costretto a correre. Io sono dell'idea, Gigi, che io ho fiducia nei giovani, anche con insegnamento fin da piccoli, ma al momento siamo così culturalmente, non ci siamo. Noi ascoltiamo, sentiamo ma non ascoltiamo, poi usciamo e facciamo quello che io con i miei figli di queste cose ne parlo abbastanza quando ci troviamo, perché ormai sono vecchi e quindi loro hanno capito del rispetto dei codici della strada. Hanno capito, io dico sempre, partite prima, dovete venire a mangiare, ci troviamo, bene, partite 10 minuti prima. È meglio aspettare 5 minuti fuori che partire in ritardo e arrivare così tirati. E con questo messaggio ringraziamo veramente Gigi Pirollo, copilota degli di essere stato con noi. Spero che invece istruttore anche istruisco, però qua vedo che si fermi 10 minuti in più. E niente, abbiamo un'altra telefonata. Chi è? Cugina Giuseppa, Breda di Piave. Giuseppa, vai Giuseppa. Senta, io le dico Breda di Piave, in via San Pio X, come corre. Io ho detto al nostro sindaco, ma preciso quello che mi ha risposto, è a 50 all'ora entrando a Breda. Ha detto il sindaco, non mi aspetta a me, e invece aspetta al sindaco. Questi è i vigili, è la comandante dei vigili. Mai che si interessano, prima Rava aspetta a loro, che sono pagate da noi cittadini, ha capito? Ho capito io Giuseppa, il problema è tra il dire e il fare, c'è sempre di mezzo il mare, purtroppo. L'oceano. Giuseppa, grazie, pubblicità. L'oceano. Graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Luca Fraccaro,
veramente un imprenditore molto importante, presidente Confrapi Treviso, grazie Fraccaro di essere qui. Abbiamo anche Damiano Gottardello, vice sindaco di Vigonza, eccolo qua, buongiorno, finalmente ci vediamo Gottardello, è passato tanto tempo? E poi con l'occasione vorrei salutare l'amico Luca perché è da mo' che non lo vedo, ma è... Ecco, hai visto che ho fatto una sorpresa Gottardello stamattina, ma c'è anche Don Dassier che è rimasto qui con noi, Don Maurizio Dassier, che anche lui fa fatica a capire su che mondo vive anche la Chiesa, i preti, il clero in generale, i poveri. Abbiamo visto questo acquisto da parte di questo consorzio, di questo palazzo meraviglioso dove entreranno 15 persone e qua abbiamo le persone in strada. Vorrei per piacere che voi rivedeste questo servizio e volevo anche un commento poi sia di Fraccaro che di Gottardello su questo che abbiamo visto, questi ragazzi seduti fuori della prefettura. Andiamo a vedere. È iniziato male il sit-in dei 7 migranti, tutti con permesso di soggiorno richiesto od ottenuto. Uno di loro, Usman, si è accasciato a terra, probabilmente vittima di un malore dovuto al freddo sopportato in questi giorni e un'ambulanza l'ha portato in ospedale per i controlli. Gli altri raccontano di come dormono nei parcheggi dell'Appiani o dal Negro, di come non trovino spazio nei dormitori cittadini, tutti già occupati. Hanno freddo, fame, cercano un lavoro, non vogliono certo delinquere, cercano solo aiuto. Molti di loro hanno fatto viaggi allucinanti per fuggire dai loro paesi. Sono venuto in Italia perché tante cose che minaccia non pace, guerra dei Taliban, Pashtun, perché siamo Pashtun viviamo vicino Afghanistan, tu conosci, c'è una guerra dei Taliban, non posso andare a scuola, non posso lavorare perché non sicuro là. Sono arrivato in Italia a piedi, un anno di Pakistan, Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Slovenia e ultimo Trieste. C'è chi li guarda con disprezzo, chi con distanza e chi invece, come loro, ha avuto una storia che viene da lontano e ringrazia i trevigiani per avergli dato un'opportunità. Io vivo qua a Treviso da sempre una vita, so che i trevigiani alla fine mi hanno dato un'opportunità di integrarmi. Presso una persona anche stamattina al bar è arrivato un signore come loro, oggi non è stato un caso, ma questo signore è arrivato avvolto in coperta senza scarpe, ma ho visto che la gente comunque guardava questa scena. Io l'ho voluto portare dentro al bar per far capire come io sono di colore, posso potermi permettere di pagarmi un caffè, anche loro che vivono una situazione che non si possono permettere magari all'inizio. Siamo anche persone che possiamo dargli un aiuto, almeno anche delle scarpe che non usiamo. Allora mi piace perché è un motivo, veramente signora, è un motivo per dire che siamo tutti esseri umani, prima di tutto. Sissé si è integrato, lavora all'aeroporto, ha addirittura un suo marchio di abbigliamento, Kolokush, ed è stato l'unico a portare una parola di conforto ai suoi fratelli, promettendo di aiutarli. Ma loro hanno una vita prima di tutto, una dignità. Ho preso dei contatti del ragazzo per vederlo oggi, ma perché voglio aiutare quello che posso fare io. Ma voi che abbiamo più possibilità, possiamo anche noi, cose che non manco usiamo, a loro farebbero la differenza. Parlo per me in primis. Allora io vorrei sentire anche le parole dell'imprenditore Luca Fracasso, perché bisogna pure aprire gli occhi, non possiamo sempre far finta di non vedere, e soprattutto le parole che mi hanno colpito, ecco, il disprezzo delle persone che passano, questo sguardo di disprezzo. Fraccaro, cosa dice? Lei è un grande imprenditore, un'attività con una storia di rispetto familiare, prego. Sì, diciamo che la situazione attuale che stiamo vivendo è un po' complicata effettivamente. Sì, non sono piacevoli queste situazioni che si vedono, perché effettivamente queste persone che hanno il permesso di soggiorno dovrebbero essere ovviamente in qualche maniera aiutate. Adesso io non so nello specifico il motivo per cui non è stato fatto. Però effettivamente andrebbero, ovviamente rispetto per la vita soprattutto, ma rispetto per le persone, andrebbero in qualche maniera aiutate, e sono effettivamente cose brutte da vedere, ma non solo da vedere in televisione, ma anche per i nostri figli, cioè per tutte le persone che ovviamente si rendono conto che c'è una parte
di noi che purtroppo non rispetta gli altri. Questo non è tanto simpatico. Allora, Fraccaro, devo anche dire una cosa, che devo aggiungere una cosa. Che tra l'altro io lo dico come imprenditore, che effettivamente tra l'altro noi abbiamo un altro problema come imprenditori, che noi mancano persone al lavoro, quindi le persone che noi abbiamo qui nel Veneto, ma in tutta Italia, come abbiamo visto, stanno diventando sempre più vecchie. E se queste persone sono capaci di lavorare, certo. Ecco, la formazione, questa famosa formazione, visto che hanno il permesso di soggiorno, non è che si possa fare direttamente in fabbrica, invece di fare stage assurdi, inutili, monotoni, dove alla fine non è che impari più di tanto, ma solo toccando, mettendo con mano, spiegando una persona preparata come si faceva una volta. Certo. Ecco, perché non si fa questo? No, ci sono dei corsi che vengono fatti, perché ovviamente non è che l'imprenditore puoi portarti a casa una persona così senza nessun tipo di scritto di contratto, perché ovviamente rischiamo anche qualcosa di diverso. Effettivamente potrebbe essere un'opportunità invece per noi, nel senso che se si fa dei corsi come vengono fatti, organizzati, che questi ragazzi vengono portati a conoscenza delle opportunità che ci possono essere nelle varie aziende, perché ripeto, anche noi nella nostra azienda stessa abbiamo delle persone che vengono extra europee e sono bravissime, le posso garantire, sono da anni che sono con noi. Quindi è proprio il fatto di farli integrare, farli inserire nella nostra cultura, nella nostra Gottardello, devo correre, ma appunto queste sono riflessioni che dobbiamo fare tutti assieme, se no non ne veniamo fuori. Ma se hanno il permesso di soggiorno, sono in regola, possibile che non riusciamo ad aiutare queste povere 7 creature che dormono al freddo? Ma guardate, senza scarpe, noi abbiamo i banchi alimentari strapieni di roba, nessuno vuole più niente. Vai Gottardello. Allora, premesso che non è umana, diciamo, una visione di questo tipo, fermo restando che molto spesso si rischia di strumentalizzare, diciamo, senza conoscere il pregresso, e questo secondo me deve essere l'elemento base, cioè perché sono arrivati là, che percorsi ci sono. Allora, il fatto delle scarpe e dell'abbigliamento, se lei ha dell'abbigliamento e lo porta, che so io, alla Caritas, sa cosa le rispondono? Che ne hanno talmente tanto che non sanno cosa farcene. Allora, molto spesso, e su questo le posso portare testimonianze a IOSA di cittadini che mi dicono: ascolta, li porto alla raccolta indumenti perché la Caritas non li vogliono più perché non sanno cosa farne. Allora, molto spesso questi luoghi comuni si usano per creare gli elementi, diciamo, per impietosire. Allora, io dico, hai voglia di lavorare? Nessun problema. Se tu vai da un'azienda, e qua a Vigonza ce ne sono tante, ti danno anche il posto dove dormire se ne hai bisogno, come il mio amico Fraccaro, che è una bellissima industria e che, diciamo, fra l'altro fa un panettone eccezionale, chiuso lo spot, e fa con i suoi dipendenti. Quindi, sa, purtroppo è più semplice dire: ah, Madonna, poveretti. No, ma poveretti, Gottardello, no, Fraccaro non ha detto questo, no, calma. Non è così semplice prendere questa persona e portarla in azienda, o sbaglio, Fraccaro? No, bisogna fare dei passaggi, esatto. Ovviamente mica puoi portare in azienda, no, però ci sono tutte le vie ovviamente dedicate perché si possa fare questo, come per esempio gli stage e altre attività per forza. Ma in azienda però? Sì, si può fare anche, certo, lo stage si fa anche in azienda. Speriamo. Certo, si può fare anche in Come azienda. commentiamo le parole di Gottardello e anche di Fraccaro? Cosa vuole aggiungere? No, aggiungo ma non commento. Aggiunga. Anche perché le istituzioni si nascondono sempre dietro le veline, no? È come Adamo ed Eva, scaricare la colpa sull'altro. Adamo su Eva, sul serpente, il serpente porella ciao, è stato fregato. Io mi scandalizzo per quelli che appartengono alla mia tradizione religiosa, cioè i cristiani, che celebrano il Natale e si dimentica che quel bambino poi è diventato adolescente, è diventato adulto, e da adulto accoglieva, senza chiedere se erano pagani, se erano ebrei, se erano peccatori, accoglieva, dava parole di speranza, cioè vedeva nell'altro dei fratelli, almeno dell'uomo. Allora questi che celebrano il Natale e se ne sbattono di quello che vedono, lasciate perdere il Natale, buttate i presepi fuori dalla finestra e non andate in chiesa.
Perché? Perché questa indifferenza, questo modo di scaricare le responsabilità, magari a partire anche dai vescovi in giù, non è solo una vigliaccheria, è la negazione del messaggio cristiano, che non vuol dire che ha a portarsi tutti in casa, ma se ci sono 100 famiglie di cristiani, possono portare in casa uno. Mi può portare in 3 in canonica, De Pino che sta. Caro, come commenta le parole di Don Maurizio? Sicuramente io appoggio quello che ha detto il Don, perché effettivamente spesso c'è molta ipocrisia sotto questo aspetto, no? Quindi il fatto di predicare una cosa o comunque di parlare di una certa cosa, però poi effettivamente non la si fa. Capisco però che possa essere anche difficoltoso, nel senso che magari non c'è così grande informazione, perché effettivamente siamo bersagliati, e quindi non do neanche torto a Damiano, il fatto che siamo bersagliati da tantissime informazioni positive e negative. Vediamo quello che è successo a Treviso, quei ragazzini che hanno picchiato questi ragazzini ovviamente che non sono italiani, o tutto quello che stiamo vivendo, quindi questo secondo me ne crea nelle persone delle distanze, ecco, questo voglio dire. Quindi si è un po' a mettere nel mucchio tutta una serie di persone, anche magari quando ci sono, come dicevo prima, sono delle persone che sono valide e altre magari non lo sono, ma come ci sono anche degli italiani validi e altri non lo sono. Gottardello, non è il caso che la politica, lei fa politica da tanti anni, come nel mondo del volontariato, inizia a dividere? Nel senso, il mondo del volontariato hanno fatto un minestrone, tutti facciamo tutto, borsa della spesa, accompagnamento, tutto, no? Tu chi sei e cosa fai? Come puoi aiutarmi? Così dovrebbero essere anche per queste persone, come ha detto Gottardello. Tu chi sei? Cosa sai fare? Hai voglia di lavorare? Hai voglia di integrare? Perfetto, ti trovo la possibilità. Gli imprenditori, Gottardello, di una volta, quelli con la quinta elementare, no quelli col quadro di Picasso adesso, quelli con la quinta elementare, facevano una cosa importante. Prima di tutto facevano le case per gli operai e vicino alla fabbrica. E sapevano il valore dell'operaio, non del CEO. Adesso se paghi il CEO e non l'operaio, fra caro, cominciamo a parlarne. Perché il know-how è l'operaio, è la persona che ha voglia di lavorare, che ha voglia di apprendere. Avete sentito questo ragazzo di colore, di pelle scura, che ha detto mi sono integrato perché avevo voglia di farlo ed è stato accolto. Forse Garasoldo dobbiamo anche capire chi accogliere e chi no, ma siete bravi ragazzi, li accogliamo o li lasciamo così strumentalizziamo il pietosismo, come che ha detto Gottardello? Vai Gottardello! Allora Mirella, innanzitutto queste persone sono, come si può dire, esseri umani, ma se lo vediamo dal punto di vista dell'imprenditore, sono delle risorse che, se queste persone vogliono lavorare, cioè assolutamente il lavoro lo trovano, e trovano anche l'imprenditore, come ce ne sono tantissimi qua nel territorio, ma anche nel territorio su da Luca. Cosa fanno? Trovano gli appartamenti, li prendono in affitto loro e li danno poi in subaffitto a queste persone, perché molto spesso hanno difficoltà. Io oggi ho scelto una location per collegarmi, che è un negozio di Vigonza, di Busa. Voi vedete, c'è qua tutto questo luccichio. Oro, luccichio, oro. Bravissima. E c'è una motivazione. Allora, la persona che è qua, ecco, vedete, questo si chiama Carlo. Tanto buongiorno Carlo. Come si può dire, è in difficoltà anche lui, perché oggi è un mondo che non si vende più di tanto, però in questa fascia, come in tantissime altre di Vigonza, anche da mia moglie che ha un negozio poco qua vicino, quando qualcuno entra e chiede ho bisogno, non vanno mai fuori senza una risposta, e sono, come si può dire, quelle modalità, perché se c'è bisogno della spesa, Carlo, la borsa della porta, quindi capisci, c'è quella modalità di sostenere chi è in difficoltà che fa la differenza. Hai bisogno di un lavoro, se lei chiedi a mia moglie, sai quante volte mi dice guarda c'è questo che cerca lavoro, vedi un attimo e dagli la mano. È quella solidarietà che, come si può dire, dignitosa, che trasferisci a queste persone. Andare a protestare davanti alla prefettura, sì, è un bel cinema, ma
chi, come si può dire, vuol veramente uscire da questa dinamica, ma come questa realtà. No, Gottardello, non me la racconti mica la Mirella. Allora ti dico io come funziona. Io sono andata a portare, come dici tu, a questi ragazzi qualcosa da mangiare, perché gliene ga anche poco, oltretutto, e non chiedono chissà cosa, frutta soprattutto. E parlando con un ragazzo mi ha detto: senti bene Gottardello, io ho detto: cosa sai fare tu? Il saldatore. La Madonna, il saldatore? Ma hai mandato il curriculum? Sì. E non ti hanno risposto? No, nessuno. Ma dai, ho detto, ma se tutti cercano il saldatore? No. L'italiano sento che lo parli bene, sì, anche il francese e l'inglese, perfetto. Confartigianato qui davanti alle telecamere. Buongiorno. C'è questo ragazzo. Non è vero. Non ha mandato niente. Come non ha mandato niente? Ecco qua la mia. C'era un don. Don, come mai questo ragazzo non trova lavoro? Perché era pelle scura, ha detto. Senza neanche conoscerlo, Gottardello. Allora cerchiamo di capire che non gira proprio così, Gottardello. Io non so a Vigonza, però qua abbiamo visto questa realtà e la vediamo tutti i giorni. E io non ho sentito ancora una voce che si muova per dare dignità a questi ragazzi. Il ragazzo ha trovato lavoro, ma perché è venuto qua con Mirella? Ha trovato lavoro perché è venuto qua con Mirella. Prima lui, ma io la prima volta cosa che ho chiesto poi è: fra caro, ma sei sicuro di saper fare il saldatore? Appunto la formazione, no? Certo. Sono anche bravo, sai, mi ha detto. Cioè non gira, fra caro, non gira, perché dividi e ti impera. Questo è il grande problema. Voi avete bisogno, ma finché non ho il colore giusto del cartellino non posso arrivare da fra caro. No. Se faccio così fra caro, io allora, ci vado da questi. Dire, no, non è così, almeno io lo conosco, tutti gli imprenditori che conosco non hanno questo tipo di sentimento, ma anche da noi prendiamo gli stagionali e c'è di tutto dentro, nel senso che ci sono ragazzi di colore, ragazzi italiani e così via, quindi non mi sento di esprimere il sentimento dei miei colleghi, di quelli che conosco io, perché comunque c'è invece apertura sotto questo aspetto. Noi siamo sempre stati molto, molto aperti. Che poi ci sia qualcuno che lo fa, questo può anche essere, non lo so. Ma là è il problema, è quello che lo fa, caro, non quello che non lo fa. No, allora questo non lo so, però ti posso garantire che invece l'imprenditore premia chi è bravo, che sia di colore scuro, che sia un ucraino, che sia qualsiasi persona che abbia una cultura diversa o una religione diversa, ti posso garantire che noi siamo ben felici di assumere. Allora, ieri abbiamo anche perché ricordiamoci, voglio fare un appunto, ricordiamoci che l'azienda è fatta di persone. Quindi il vero valore delle persone sono i collaboratori. Caro, non gira così. Ieri abbiamo fatto un servizio su un telegiornale dove queste persone che lavorano dicono: facciamo 16 ore, ce ne pagano 8. Allora, facciamo dei ritmi. Allora bisogna iniziare a dividere chi è bravo e chi è meno bravo. Vale per l'imprenditore, vale per l'operaio, vale per il bianco, per il nero, per il giallo. Il problema è per i preti. Dobbiamo capire chi ha voglia di lavorare, inserirlo, accoglierlo. Abbiamo tutte le possibilità di farlo. Buttiamo via la roba perché ne abbiamo tantissima, e se troviamo queste persone dobbiamo dare loro l'opportunità di avere un paio di scarpe, un paio di pancadò, magari di pantaloni, e di trovare la soluzione con un lavoro che è solo il lavoro da diritto e il rispetto della persona. Casa non ne trovano, abbiamo gli appartamenti chiusi perché non si fidano di affittarli, bisogna che avere la garanzia. E quale garanzia non si capisce, perché nonostante il lavoro non basta, hanno paura del diverso. Io ho chiuso, mi dispiace per Paola. Paola, vediamo se riesco velocissima a mandare la telefonata. Sì. Velocissima. Faccio veloce. Mi ricordo quando ero putea, che si partì parlando appunto della scuola, che la maestra, come se sta il disastro del Vajont, e ha detto: bambini, dobbiamo aiutare i bambini del Vajont, e se avevamo interessato tutte le famiglie a scuola per far arrivare vestiario o cose a questi bambini del Vajont. Ecco, penso che
parte molto dalla scuola, si dovrebbe fare anche adesso. Grazie cara Paola, devo chiudere, ringrazio veramente Damiano Gottardello, vice sindaco di Rigozza, che inviterò ancora anche con l'ospite alle spalle, mi fa molto piacere averlo visto, ringrazio l'imprenditore Luca Fraccaro, ecco veramente un nome, una garanzia, bisogna anche dirlo, grazie. E soprattutto la serietà della persona, e poi Don Maurizio Dassier, se non ci fosse dovremmo inventarlo questo don, veramente lasciatemelo dire che se non ci fosse dovremmo inventarlo. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, a proposito il vostro assegno a chi lo abbiamo dato. Ciao grande famiglia, siamo nella prima periferia di Mestre e stiamo aspettando una persona, ci sta venendo incontro, andiamo. Ciao Elisa, ciao carissima, siamo arrivata. Ciao. Ciao. Allora, io ho portato anche un po' di roba perché siamo a Pasqua, perciò ti ho portato anche un po' di roba. Andiamo a prenderla, Elisa. Ecco qua Elisa. Intanto un po' di roba, adesso ti aiuto, Grazie. aspetta. Ecco. Paolo, sì. Allora Elisa, adesso deve entrare lui. Permesso, stiamo entrando in casa di Elisa che adesso vi presenterò. Non so se mi accarica da tutta sta roba Paolo. Allora Elisa mi ha chiamato, Elisa era molto provata, Elisa è sposata, però cosa succede nella sua vita? Niente, io sono sposata con Diego e è circa 8 anni che Diego si è ammalato di questa malattia che purtroppo qui in Italia non è riconosciuta. Che si chiama Elisa? Si chiama CFSME, cioè sindrome da fatica cronica oppure encefalomielite mialgica, il nome più appropriato diciamo. E che è una malattia rara? È una malattia rara, non più di tanto perché ce ne sono tantissimi casi in Italia e anche all'estero. Il problema è che non è riconosciuta perché non ci sono dei marcatori che ti possano far vedere che esiste, che nel sangue tu ce l'hai. In parole povere, ecco. In più c'è una bambina? Sì, in più abbiamo una bambina di 9 anni e diciamo che non è molto semplice la situazione, ecco. Ha una pensione, come vivete? Allora, noi abbiamo lottato tantissimo per avere l'invalidità civile e adesso sono 2 anni che percepiamo l'invalidità, sempre a revisione, nel senso che ogni tot loro ci chiamano a revisione. Di quando ci parla di questa invalidità, Elisa? Noi adesso abbiamo il 100%. Perfetto. Sì. Però non è una cosa diciamo fissa, nel senso che comunque abbiamo la revisione da passare, ogni volta ci mandano da specialisti per poter documentare, diagnosticare esatto, quindi sono tantissimi soldi sia di medicine che anche di specialisti vari ed è una situazione abbastanza importante. Mi hai detto, io sono andata da questo specialista, sì. Ho fatto questa richiesta, vorrei provare questo farmaco per mio marito, sì. Per Diego, e cosa ti ha risposto? Lo specialista mi ha detto io non posso darle questo farmaco perché Diego non ha questa malattia, non ha l'HIV e quindi il farmaco è solo per i pazienti che hanno questa malattia. Io vorrei capire se questo è vero, perché quante volte prendiamo dei farmaci che non sono per quella malattia, però diciamo lo prendiamo e vediamo cosa succede. Esatto. Ecco. Anche perché tra virgolette purtroppo lui fa da cavia. Ha delle controindicazioni, degli effetti collaterali che magari possono creare problemi a Diego, secondo te? Sai qualcosa? No, bisogna solamente tenere sotto controllo i reni, ok? Una volta ogni 3 mesi fare gli esami del sangue per vedere, ma tutti i farmaci comunque danno problematiche ai reni dopo tanto che li prendi, tanto che Diego fa uso di morfina tutti i giorni. Lui è 8 anni che fa uso di morfina, fa uso di antidolorifici oltre alla morfina e logicamente bisogna tenerlo sotto controllo perché fanno bene da una parte ma fanno male dall'altra. Elisa, tu mi hai detto mio marito è proprio chiuso
in cella qui dentro da 8 anni perché loro hanno preso questo appartamento che è anche bello, ma è al terzo piano con delle scale ripide e non ha l'ascensore. Ma chi poteva immaginare una tragedia del genere? Perché di tragedia si parla. Assolutamente. E adesso Elisa ha messo in vendita anche l'appartamento, ma non è facile vendere in questo momento, anche perché sono di prezzi anche molto bassi adesso, bisogna stare molto attenti perché i speculatori ci sono dappertutto, però Elisa fa anche questa richiesta: aiutate il mio Diego. Assolutamente sì, anche perché Diego è qui chiuso da 8 anni, è come fosse agli arresti domiciliari, anzi molto peggio, ok? Perché lui appunto fa fatica anche solo a fare le scale. Andiamo a salutare Diego. Prego, facci da cicerone nella tua casa. Ciao Diego, ecco qua, parliamo piano. Ciao. Perché Diego ha problemi quando si parla forte, per lui è come un martello pneumatico che entra dentro. Allora vuoi stare in piedi? Dove vuoi che andiamo, Diego? Preferisco magari sedermi, che sono più tranquillo. Vuoi sederti qui, Diego? Io penso di sì, guarda che forse... Quanti anni hai, Diego? Allora, io ne faccio 50 a dicembre. Diego fa 50 anni a dicembre. Da diversi anni hai questa malattia che ti sta creando problemi di più, di movimento, di memoria, un po' di tutto, ed è una situazione veramente incredibile. Cos'è che chiederesti, Diego? Dunque, io chiederei innanzitutto diciamo che da parte dei medici di essere più comprensivi, nel senso che devono capire di più questa malattia, perché quando si trovano davanti a un paziente che ha questa malattia qua, molte volte praticamente dicono che è un problema mentale, che non è una propria vera malattia, ma è un fattore psicologico, e questo è uno dei grandissimi problemi che c'è tra noi e i medici. Gli specialisti di questa malattia ce ne sono pochi e in Italia è seguita pochissimo. Diciamo che i maggiori centri dove viene studiata questa malattia sono all'estero. Dove? Ma in America, in Nord America, in Canada. Esatto, so che la studiano parecchio, e poi in Germania forse mi sembra che c'era. Comunque diciamo che è una malattia conosciuta. Conosciuta in tutta Europa e anche nelle Americhe, però non so il motivo in Italia. Non si sa, non vogliono riconoscerla come malattia. Io questo appello, io proprio sentito da Diego, spero che qualcuno lo capisca, lo senta, che si faccia qualcosa per questi ammalati, che diventano degli ammalati con problemi enormi, non solo per loro ma per tutta la famiglia, perché veramente è un problema anche per la figlia, perché deve crescere in un ambiente sano, non vedere i genitori proprio depressi. Ecco, e tu Elisa, cosa vuoi dire? Far capire che ci sono anche bambini che soffrono di questa patologia e devono riuscire a riconoscerla. Non è possibile, anche perché sì, Diego adesso ha l'invalidità al 100%, però per riuscire ad arrivare a questo abbiamo combattuto anni di umiliazioni davanti a medici dell'invalidità che ti deridono quasi, ecco. Non è che e bambini che ne soffrono, che non hanno più voglia di giocare, non hanno più voglia di alzarsi dal letto. Non è una cosa normale, non può essere solo psicologica. Io volevo dire un'altra cosa importantissima, è che all'estero esiste un farmaco che ha risolto quasi tutti i problemi ad alcuni malati di questa malattia, solo che in Italia si fa moltissima fatica ad averlo, prima di tutto perché sono proprio i dottori, diciamo, a non divulgare la notizia di questo farmaco, e la stessa sanità a impedire che il farmaco arrivi in Italia
a prezzi ragionevoli. Lo trovi, ma lo trovi a 140 euro a scatola qua in Italia, mentre all'estero lo puoi comprare tranquillamente a 40 euro. Questa è un'accusa molto grave che sta dicendo, perché pensate che costi diversi ci sono. Allora, vuoi fare un appello al governatore Luca Zaia o vuoi fare un appello al governo, questo nuovo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Io ho molta fiducia in questo nuovo governo e lo appoggio tantissimo. Chiedo di essere un attimo più decisi sulla situazione sanitaria e fare in modo che ci siano persone più competenti, meno coinvolte con le società farmaceutiche a vari livelli, e dottori più umani che capiscano di più la situazione e che siano più consapevoli della malattia e che ordinano i farmaci giusti, perché esistono i farmaci per questa malattia, esistono, ma ci sono troppi interessi, troppi. Un'altra cosa che io volevo sapere, che lavoro facevi prima di questa malattia? Io facevo la guardia giurata. Perciò tu stavi bene, avevi una bella famiglia. Ho sempre lavorato, tranquillamente, mi ero appena comprato la casa, pagavamo il mutuo, eravamo una coppia normale. Malissimo. Ho sempre lavorato, ho sempre pagato le tasse. Lui faceva la guardia giurata, faceva 8-9 euro al giorno, era parecchio sotto stress perché fare la guardia non è un lavoro, però lui ha sempre lavorato, persone normalissime. Cioè, tutto ad un tratto è crollato così. È crollato, è arrivata sta mannaia. È arrivata sta mannaia. Allora, Elisa, intanto io ti faccio i complimenti perché vedo con quanto amore e come lo stai sostenendo questo uomo e vedo veramente complimenti perché siete una coppia veramente eccezionale, che anzi la malattia forse avvicina di più delle volte, bisogna capire di cosa stiamo parlando per capire l'amore in quel momento che esce quando vuoi veramente bene una persona e non la lasci. Secondo, allora io ho pensato una cosa. Siccome Diego ha detto che ha bisogno di farmaci, noi ti diamo questo assegno, ecco, perché è giusto, perché Diego va aiutato assolutamente. Ecco, questo permetterà a Diego di prendere questi farmaci. Quando avete bisogno noi ci saremo sempre, perché è una cosa a parte. Non commuoverti, Diego, non piangere, dobbiamo combattere, lottare, siamo uniti, dobbiamo farcela, qualcosa dovrà più muoversi perché così è impossibile. Io ho avuto altri problemi appunto di persone che dovevano prendere questi integratori che costano cifre altissime e non ce la fate perché un assieme di cose, anche se avete l'accompagnatoria, ma non basta, perciò non ti commuovere, non piangere, ringrazia solo la grande famiglia che vi vuole bene. Certo. Grazie. Ecco, cosa vuoi dire? Grazie, posso dire altro. Per noi è più che sufficiente. Adesso però devi dare un bel bacio a questo uomo, Elisa, dai, al tuo Diego. Allora, non me li fa mancare. Guai a chi me lo tocca. E con queste bellissime parole, anche questa settimana noi vi diciamo grazie, perché capite dove arrivano i vostri soldi, i vostri contributi che ci date. Ciao e vedremo cosa succederà la prossima settimana.